gli ottimi relatori per viene perfino da Napoli e comunque penso già tutti voi che è il nostro paladino degli OGM, diciamo da lunga data. Io oggi pomeriggio vorrei lasciare un ampio spazio alla fine del dibattito, alla fine degli interventi per un ampio dibattito da parte del pubblico e inizio subito con una mia prima presentazione che durerà circa un quarto d'ora e lascerei invece mezz'ora di tempo agli altri tre relatori. Quindi vedo che c'è già. Vi darò le spalle perché se no non vedo di cosa parlo. Allora, nel mio intervento di apertura vorrei parlarvi di quello che abbiamo perso finora e di cosa rischiamo di perdere in futuro. Ovviamente il futuro è difficile da prevedere, ma grazie alle tre relazioni che seguiranno forse riusciremo ad avere qualche suggerimento in più. Su cosa abbiamo perso finora vorrei parlarvi del caso noto probabilmente a molti di voi, che è il caso del mais resistente alla piralide, e un'altra cosa che abbiamo perso è il blocco della situazione della ricerca, che condiziona il prossimo futuro, perché la ricerca ha sempre tempi lunghi poi per portare in campo nuove novità, e quello che abbiamo perso ormai è perso anche per il futuro. E cosa rischiamo di perdere in futuro lo sentiremo nei prossimi interventi. In particolare comunque ci sono tutta una serie di nuove tecniche di miglioramento genetico, che detto con un acronimo inglese sono le New Breeding Techniques o NBT, e le loro applicazioni e le coltivazioni di nostro interesse, che verranno via via diventeranno possibili nel prossimo futuro. Infine, vorrei porre una domanda aperta ai tre relatori e anche al pubblico sulla distinzione tra OGM e non OGM, che è una distinzione che ha riguardato il passato, ma che con l'avvento di queste nuove tecnologie rischia di diventare più complicata, e quindi capire se è ancora il caso di continuare con questa distinzione sulla tecnica, cioè biotecnologie e miglioramento genetico convenzionale, o se non diventa più opportuno ritornare alla vecchia idea di distinguere il prodotto, quindi capire se un prodotto vale indipendentemente se ho usato una tecnica o un'altra, capire quindi, per dirla in termini più facilmente comprensibili, valutare se una macchina va bene perché consuma poco, inquina poco, oppure se va bene perché ho usato il cacciavite piuttosto che la chiave inglese, detta in termini terra-terra. Qui molti di voi conoscono già questo insetto, che è la piralide, ma forse c'è anche gente che non ha ben presente cosa sia, quindi ho alcune immagini. Questa è la larva di piralide che entra nella spiga durante il mese di luglio, erode la spiga, danni quantitativi ma anche qualitativi, perché sull'attacco della piralide si sviluppano delle muffe che via via con la maturazione del mais producono delle sostanze tossiche dette micotossine. Qui siamo alla raccolta, vedete il foro di entrata di questa larva. Se apriamo il cartoccio troviamo in corrispondenza del foro del marciume diffuso, se spezziamo a questa altezza la spiga la troviamo completamente ammuffita. Non è tanto l'estetica che interessa, ma è che insieme con la muffa si producono sostanze tossiche. Questa è l'ultima sperimentazione che è stata fortunosamente fatta in Italia con OGM in pieno campo, mais OGM in pieno campo, resistente alla piralide, che è stata fatta nel 2005 in Lombardia. Qui a sinistra avete il mais convenzionale non trattato clinicamente contro la piralide, questo invece è quello resistente. I risultati ottenuti dal professor Maggiore di agronomia di Milano sono stati l'ibrio resistente ha prodotto circa il 30% in più in cento e in quelli più tardivi addirittura 50 quintali in più. Ma a parte la differenza di produzione c'è una vessale di differenza nella presenza di piralide e nella presenza di ammuffimenti, siamo da 0 al 23%, e la presenza di micotossine è proporzionale alla quantità di fungo poi che troviamo nella pianta. E qui sono i fori, diciamo che andiamo da 0 a 6,
da 0,75 a 10 e come vedremo dividendo questi numeri di fori per i differenze di quintali più o meno perdiamo circa 7-8 quintali per foro per pianta. Questi dati li troviamo anche in Francia, questi sono i numeri di gallerie per pianta, quelle verdi, la linea azzurra, e la linea verde invece è la perdita. Se noi dividiamo il numero di gallerie per 4 per i quintali, vediamo che siamo intorno al 7-8 quintali. Ognuno di noi è capace di stimare la perdita nel proprio campo, basta prendere una pianta di mais, tagliarla da in cima in fondo, contare le gallerie e moltiplicare per 7-8 quintali il numero di fori che trova, e quello più o meno la perdita che ha. Quindi vi invito a farlo per capire cosa stiamo perdendo oggi in produzione. Ma oltre alla produzione quello che interessa è anche la presenza di micotossine. Questo in Francia si vede che anche nelle zone poco attaccate, anche in quelle molto attaccate, la riduzione di micotossine è di circa 2/3. Gli stessi dati erano stati tenuti negli Stati Uniti ancora nel 96-98, non tutti gli eventi erano altrettanto efficaci, però il MAN 810, che è l'unico evento autorizzato alla coltivazione in Europa, consente il miglior controllo di piralide e quindi anche abbattimento di fumonisine. Questi sono i dati trovati in campo in Italia dal professor Pietri dell'Università Cattolica di Piacenza, in cui in 3 anni di sperimentazione dal 97 al 99 ha trovato delle riduzioni molto significative di fumonisine e mediamente una riduzione di circa 6 volte il valore di fumonisine. Quindi si dimostra ancora una volta che il danno alla piralide è un danno non solo quantitativo ma anche qualitativo. Queste sono poi l'accrescimento, il guadagno giornaliero nell'accrescimento dei suinetti. Andiamo da 400 grammi per un alimento senza fumonisine a 360 grammi per un alimento che ha 13.000 microgrammi per chilo di fumonisine. Quindi il danno che abbiamo non è solo un danno ai coltivatori, ma è anche un danno agli allevatori, è un danno per l'intero settore cerealicolo zootecnico. Qui ho ripreso un articolo comparso in Science che fa sostanzialmente un bilancio dell'utilizzo del mais resistente alla piralide negli Stati Uniti d'America, e il titolo dice che quando abbiamo una coltivazione su ampi aree di mais resistente alla piralide, la popolazione di piralide cala, per cui a beneficiare non sono solo i campi coltivati col mais resistente alla piralide, ma anche i campi varietà coltivati vicino, perché il numero di insetti è comunque ridotto. Dopo l'iniziale coltivazione avevano smesso di piantare mais BT, vedete che l'istogramma qui cala, perché non c'erano più danni. Come sono scesi sotto il 50% di superficie, la piralide ha ripreso. Quindi è una conferma del fatto che il mais BT ci serve non solo per controllare la piralide sugli appezzamenti dove coltiviamo, ma anche su quelli limitrofi. E è sufficiente coltivare circa il 60% della superficie in un areale ampio a mais BT per abbattere la piralide su tutto l'areale. Questo è importante perché poi nel calcolo dell'estimativo economico vediamo che non dobbiamo pagare royalties per il seme BT su tutti gli ettari che coltiviamo, basterebbe coltivarne circa un po' più della metà. In America poi, grazie anche non solo al mais BT ma al miglioramento della tecnica, hanno continuato a aumentare le rese, è la linea verde, vedete, e contemporaneamente hanno ridotto il consumo di fertilizzanti, quindi hanno aumentato l'efficienza di utilizzo dei fertilizzanti con un risparmio economico ma anche un miglioramento ambientale. Questo è l'azoto, vedete che l'azoto resta costante, addirittura cala, mentre la resa, cioè i quintali per ettaro, aumenta. Quindi vuol dire che per ogni quintale prodotto si consumano meno chili di azoto, che tra l'altro è la prima voce di input energetico in un campo di mais. Questo è cosa succede adottando la tecnologia in Ucraina, che è diventato il primo esportatore in Europa di mais, quello che ci invade i nostri mercati. Fino agli anni 2000 non usavano praticamente il mais ibrido, usavano mais in pollinazione libera e avevano rese piuttosto basse. Questa linea qui rossa è la resa. Man mano che è aumentata l'importazione di mais ibrido dalla Francia e dagli Stati Uniti, le rese sono via via aumentate, quindi il progresso genetico è fondamentale per riuscire a garantire buone produzioni, quindi approvvigionamento, sicurezza alimentare
e redditività per le imprese, soprattutto se dalle altre parti l'innovazione viene adottata mentre in un paese resta bloccata. Queste sono le rese del mais dagli anni 50 al 2013, l'Italia è la linea rossa. Vediamo che fino in questo periodo l'Italia è stato il paese che ha comunque saputo aumentare bene le rese, circa 80 kg, 90 kg ettaro anno, contro i 91 della Francia e i 90 degli Stati Uniti. Se però andiamo a scomporre questo segmento in due, ci fermiamo a 96 anni di introduzione del mais resistente alla filare, vediamo che fino agli anni, metà degli anni 90, l'Italia è stato il paese con il più alto tasso di aumento delle rese di mais. Riusciamo ad aumentare il mezzo per ettaro per anno, contro un quintale 20 della Francia, degli Stati Uniti e un quintale 30 della Francia. Quindi siamo stati il paese leader per l'aumento delle rese di mais dagli anni 50 agli anni 90. Poi bruscamente qualcosa si è interrotto, l'Italia è la linea rossa, addirittura cala. Ovviamente sono differenze statistiche non troppo significative perché incidono due annate molto siccitose, però è singolare il fatto che il trend comunque di 10 anni, anzi più di 10 anni, sia addirittura negativo per l'Italia, quindi qualcosa si è fermato nel 96. Contemporaneamente questo blocco degli OGM non ci ha portato maggiori guadagni perché i prezzi sono scesi più che altrove. Questa è la linea del prezzo al netto dell'inflazione in Italia, la linea verde, vedete che precipizio che c'è stato. Questa è la linea del prezzo negli Stati Uniti al netto dell'inflazione. Vedete che eravamo dalla metà al doppio, adesso qui manca la scala, ma qui mi pare che il prezzo all'inizio degli anni 80 era oltre i 500 euro tonnellata di oggi, quindi era più di 3 volte tanto quello che oggi noi riusciamo a prendere nel nostro mais, e c'è stata una discesa continua fino a arrivare a un prezzo che è sostanzialmente allineato con quello degli agricoltori americani. Questo fa sì che la PLV per ettaro sia andata crollando da oltre 3.000 euro a circa 1.500 euro. Nello stesso periodo negli Stati Uniti è scesa perché diciamo era sceso anche il prezzo in maniera più proporzionale, però poi ha recuperato grazie alle nuove tecnologie che hanno aumentato le rese, anche un prezzo che ormai si è allineato con il nostro. Quindi una situazione di crisi notevole. Nel 1996 abbiamo l'adozione del mais resistente alla piraglia negli Stati Uniti, poi abbiamo una serie di allargamenti della comunità europea a cui corrispondono abbassamenti dei prezzi, perché una volta il nostro competitore era la Francia, poi è diventata l'Ungheria, poi è diventata anche la Romania, poi abbiamo avuto 2 siccità negli Stati Uniti che hanno consentito al prezzo di riprendersi un po', e lo sviluppo dell'etanolo che ha creato una voragine nel mercato del mais, perché gli americani consumano più o meno il doppio la produzione europea per fare etanolo. E poi ci sono state crisi climatiche nell'est Europa, oltre che in America, e quindi il prezzo va in altalena, non abbiamo più un prezzo garantito come era negli anni 80. Facendo un po' di conti per l'Italia, in Italia tipicamente si coltivavano circa 1 milione di ettari di mais a granella, ahimè oggi è calato di circa un 30%, quindi siamo a 700.000 ettari, e se il mais resistente alla piralide fosse coltivato su 600.000 ettari, perché l'esperienza americana ci insegna che ci basta il 60% della superficie, avremo un incremento di rese di circa 1 milione di tonnellate. Il prezzo medio degli ultimi 5 anni sono 200 euro a tonnellata, e quindi il danno si fa presto a calcolare di mancanza di produzione, sono 200 milioni di euro che perdiamo all'anno, dei quali 24 milioni andrebbero all'industria sementiera, quindi le grandi multinazionali del seme si piglierebbero solo una piccola fettina di questa maggiore produzione che potremo avere col mais piragide. Quindi il saldo è per 176 milioni di euro. Tenete a mente questa cifra. Questo è, qualcuno prima mi chiedeva quanti sono gli agricoltori favorevoli in Italia agli OGM, è una domanda difficile da rispondere perché l'agricoltura in Italia si va da Pantelleria all'Alto Adige, entrambi gli estremi sono contrari, però la Val Padana è invece profondamente convinta che ci vogliono OGM, tanto che i 2/3 dei mescoltori della Val Padana sono favorevoli all'utilizzo degli OGM, o perlomeno la libertà di poterli utilizzare. I danni ci sono anche per gli allevamenti, abbiamo visto prima le micotossine, la più completa stima del danno da contaminazione di micotossine è sempre l'Università Cattolica di Piacenza, e il professor Piva ha stimato in circa 200 milioni di euro il danno per gli allevamenti, che corrisponde circa a uno 0,5% per i bovini e all'1% per i suini, fino al
10% per gli avicoli di mancata produzione. Ovviamente non ci sono solo le fumolisine, che sono quelle strettamente connesse alla piralide, ma sicuramente il mais è il primo cereale zootecnico usato in Italia. Le fumolisine sono le microtossine più presenti, quindi una grossa fetta di questi 200 milioni di euro sono a carico di fumolisine. E quindi hanno 136 milioni di euro per gli agricoltori, produttori di mais, probabilmente simile anche per l'estate. Quindi abbiamo circa un conto di 350 milioni di euro all'anno. Moltiplichiamolo per 15 anni di mancata coltivazione, abbiamo quasi 5 miliardi, lo ripeto, di euro persi dal patrimonio della filiera cerealiera zootecnica. Non sono pochi soldi. Se noi avessimo un patrimonio più grande di 5 miliardi di euro, riusciremo a sopportare meglio la crisi di mercato che stiamo vivendo. Non sono solo discorsi economici, ci sono anche discorsi ambientali. Si parla oggi molto di effetto serra. Bene, potremmo scegliere di coltivare, di produrre la stessa quantità di prodotto, quindi risparmiando una parte di superficie coltivata a mais. Questo equivarrebbe a risparmiare, a usare in meno 500 milioni o 90.000 tonnellate equivalenti di petrolio di energia, o a 450.000 tonnellate di agrofarmaci in meno, 40.000 tonnellate di concime per i quali si consuma ancora energia. Quindi diciamo 1 milione di tonnellate di prodotto corrisponde a questi input di produzione. Se invece decidessimo di coltivare la stessa superficie e produrre in più, 1 milione di tonnellate di mais corrispondono a 2,6 milioni di tonnellate di CO2 e soprattutto lasceremo anche meno azoto nei terreni a fine ciclo. Asportando più granelle asportiamo anche più azoto, quindi con meno problemi di inquinamento del faro. Ricordo che l'Italia era in procedura di infrazione per l'azoto, l'incremento d'azoto. Qui sono 2 slide su cui vado anche, le ho rimesse anche se ormai sono dell'anno scorso come eventi, ma mi servono perché sono stati ripresi quest'anno. Allora, la prima riguarda il TAR del Lazio. L'associazione agricoltori insieme con altri ha fatto ricorso contro il decreto del luglio 2013 che invocava il per evitare le semine del mais BT, però con un fascicolo che era alquanto poco credibile. Ciò nonostante un parere dell'EFSA che diceva che questo fascicolo scientifico era inconsistente, sia il TAR di Stato hanno detto che effettivamente c'era un pericolo e quindi il governo aveva fatto bene a bloccare la coltivazione. E 3 meta-analisi, cioè degli articoli scientifici già apparsi in uno italiano, Van Henneman, che è una veterinaria, e Klamper, che è un economista tedesco, che tutti e 3 hanno detto che non esistono ad oggi pericoli manifesti derivanti dal. Non solo, hanno anche trovato che c'è stata una riduzione del 10% di pesticidi del mais e del cotone, hanno avuto un aumento di resa del 22% e un aumento dei profitti del 68%. Il 100% sembra una cifra astronomica, ma in realtà è il guadagno. Siccome oggi guadagniamo pochissimo, aumentare del 68% il guadagno non è poi un aumento così eclatante. Ecco, quindi l'introduzione del primo OGM, questi sono l'analisi degli articoli ha trovato, quindi dei risultati assolutamente positivi. Arrivando a quest'anno è stata in primavera approvata una variazione della direttiva che regolava l'utilizzo di OGM, il 18 del 2001, e sostanzialmente è stato variato dicendo che gli Stati membri per bloccare la coltivazione di OGM non devono più fornire dati scientifici sulla sicurezza per il consumatore e per l'ambiente, ma possono invocare anche motivi di ordine sociologico o comunque di strategia economica agricola. Quindi diciamo possono bloccare la coltivazione anche in assenza di motivi oggettivi di pericolo e quindi anche limitare la libertà di impresa dei propri agricoltori. 18 Stati membri hanno chiesto l'attivazione del mondo 110, questi sono gli Stati, tra cui l'Italia e parte, non c'è la Spagna, non c'è la Romania e altri Stati. Sempre nel 2015 la Commissione ha detto: vi lascio la libertà di bloccare la coltivazione per decisione politica, ma vi lascio anche la possibilità di bloccare
decisioni politiche, quindi mi mantengo a me è sicuro no per il consumo. Quindi, questo OGM comunque non si può. Una volta che ho deciso che è sicuro, comunque voi siete liberi di vietarlo, di vietare l'importazione. Questo perché il programma andava sempre molto lento, perché c'è sempre molta ostruzione. Gli Stati membri hanno detto sì, dacci il diritto di vietare, ma non vogliamo il diritto di bloccare l'importazione. Quindi ad oggi noi abbiamo delle regole europee che sostanzialmente lasciano allo Stato membro di vietare la coltivazione, ma non consentono allo Stato membro di vietare l'importazione. Quindi di fatto oggi noi importiamo a man bassa il OGM prodotti nel resto del mondo, ma non possiamo coltivare, quindi è un servizio ai coltivatori del Sud America e dell'Est Europa che i nostri politici ci hanno fatto. Dulcis in fundo, il Tribunale di Udine pochi giorni fa, penale, su un caso di un coltivatore friulano, ha deciso di chiedere il parere della Corte europea sul decreto del luglio, che c'è un errore, che era stato dichiarato valido dal Consiglio di Stato. Quindi il Consiglio di Stato dice sì, bene, però dopo vediamo che la giustizia ha dei pensamenti. Io mi immagino che la Corte di Giustizia europea dirà senz'altro che il decreto 13 era non coerente con le norme di allora della Comunità Europea, però sarà una vittoria di Pirro perché ormai sono cambiate le regole, quindi comunque lo Stato potrà vietarne la coltivazione. Per concludere, a me sembra di vivere una torre di Babele in cui sostanzialmente scienza e società stendono a capirsi. L'EFSA è l'autorità che decide se un OGM è sicuro oppure no, gli Stati membri della Commissione, però quello che decide poi raramente è l'opinione pubblica, ma anche un organo di diffusione di queste valutazioni. E i politici non hanno assolutamente intenzione di svolgere questo ruolo. Quindi questo è un blocco importante nella comunicazione al consumatore. Le conoscenze comunque aumentano, la tecnica mette a disposizione nuovi strumenti che fra poco vedremo, e le norme quindi diventano obsolete perché hanno un inquadramento che non è più adeguato al livello conoscitivo che abbiamo oggi. Il legislatore quindi deve cercare un compromesso tra scienza e società che stenta a trovare. Che c'è tecniche. Mi domando che capirà il pubblico quando si parla di transgenesi, cisgenesi, genome editing, CRISPR-Cas, eccetera, eccetera, non so neanche a pronunciarle tutte. E questo è il nuovo linguaggio di cui stiamo parlando. Quindi per conto mio diventa un'utopia pensare che il pubblico possa capire cosa sta avvenendo nei laboratori, ci sarebbe una conoscenza troppo approfondita. Quello che sarebbe per conto mio importante è sapere se fidarsi o meno del parere dell'EFSA, sapere se chi decide se una cosa è sicura è affidabile oppure no. E purtroppo gran parte del pubblico oggi non sa neppure che esista l'EFSA, quindi si sente cavia di fronte a questa innovazione. Questa è una sensazione spiacevole per il pubblico, ma che andrebbe in qualche modo sfatata, ma non vedo ad oggi nessuno sforzo per farlo. Anzi, spesso la politica in passato ha attaccato l'EFSA nel momento in cui ha detto che gli OGM non erano dannosi. E il rischio per le nostre imprese comunque diventa sempre più grande, che è quello di non poter competere in un mercato globale che però usa queste nuove tecnologie. Quindi è una cosa di cui dobbiamo comunque preoccuparci, perché abbiamo già perso, abbiamo visto quanti quattrini, e rischiamo di aumentare il gap con i nostri competitors del resto del mondo. Mi pare che adesso ci sia un filmato in cui il ministro parla di queste nuove tecniche e sarà poi oggetto di dibattito successivo, e lascio poi la parola ai nostri tre relatori per interventi che riguarderanno il miglioramento genetico applicato alle piante arboree erbacee e un intervento un po' più generale sugli OGM. Secondo lei, un prosciutto DOP ottenuto da un maiale nutrito con mangimi geneticamente modificati è corretto considerarlo OGM free?
guardi, intanto mi fa piacere che si possa discutere di questo nodo in maniera molto aperta e diciamo senza patenti di verità rispetto alle diverse diciamo, opinioni in campo. Bisogna riconoscere che siamo su una frontiera cruciale, molto delicata e che nel campo diciamo, delle riflessioni ci stanno tutte le idee. Quindi massimo rispetto per tutte le posizioni, grande consapevolezza che ci muoviamo su un terreno che è veramente una frontiera per tutti. Qui verità in tasca secondo me nessuno deve averne. Io sono convinto che sia giusto che l'Italia confermi, come abbiamo fatto accanto ad altri 18 paesi europei, il divieto di coltivazione in campo di OGM, perché continuo a pensare che ci sia una distintività legata proprio anche alla morfologia di questo paese, alla delicatezza territoriale di questo paese, alle sue caratteristiche ambientali. Certo, non abbiamo le coltivazioni estensive. Noi non siamo un'agricoltura estensiva, non abbiamo grandi aree dove lavorare su fattori di diciamo, quantità. Siamo un'agricoltura, in realtà siamo 100 agricolture in un paese solo, con una delicatezza dal punto di vista territoriale molto molto evidente. Siamo un paese stretto e lungo, abbiamo appunto una fragilità complessiva sul versante ambientale, che però è anche un grande fattore di ricchezza, perché siamo la patria della biodiversità. Allora, in questo contesto, immaginare che un modello agricolo come quello italiano giochi la carta sostanzialmente dell'omologazione quantitativa non mi convincerà mai, lo dico serenamente. Credo che certo, facendo una scelta diversa come quella che abbiamo noi fatto, ci siano anche dei problemi di allineamento e di coerenza. Se io potessi dire che vietiamo i mangimi OGM, lo farei, ma so perfettamente che ad oggi non è possibile. Ma questo non mi può indurre a dire che siccome non riesco a fare un lavoro, diciamo, di frontiera sui mangimi, allora posso anche coltivare, perché banalmente basta vedere alcuni dossier molto delicati, come ne cito uno a caso, quello legato al glifosato, per capire che fa una bella differenza coltivare o non coltivare in campo questi in particolare gli OGM. Quindi io dico, scegliamo la via della distintività, non facciamolo con logiche ideologiche, con, come dire, qui non c'è nessuno oscurantista, c'è semplicemente una scelta di carattere economico e sociale. Io credo che nella distintività il modello agricolo italiano possa emergere e rafforzarsi. Dico di più, sono molto interessato, come ho scritto anche recentemente, a sviluppare la nuova frontiera della ricerca genetica, quella che però si fa carico di un livello di sostenibilità superiore alle vecchie, diciamo, tecniche transgeniche degli OGM degli anni 80 per come li abbiamo conosciuti. Ma parlo di prodotti cisgenici? Parlo di quella frontiera tecnologica legata alle biotecnologie sostenibili, cisgenesi, genome editing. Spieghiamo a che sta questo termine. Adesso per farla in maniera molto semplice, sono tecnologie di come dire, ricerca in campo genetico vegetale a detta di tutti più sostenibili, perché non lavorano nella logica della transgenesi, ma lavorano diciamo dentro un'orbita, dentro una sfera che è quella diciamo delle filiere, delle specie per come le abbiamo conosciute. Potremmo definirli dei sofisticati innesti? Potremmo definirli dei sofisticati innesti. Allora, chiudo subito per dire, sono il primo a riflettere su come, in particolare sulle esperienze, sulle produzioni made in Italy, noi facciamo un lavoro anche dal punto di vista genetico che rafforza la nostra capacità di stare al passo con l'evoluzione dei tempi e con la ricerca che avanza. Non vorrei che questo Paese discutesse nell'anno di grazia 2015 di OGM così come si discuteva negli anni 80. È per questo che non sono affatto convinto che la transgenesi sia una chance per il nostro Paese, anzi mi batto perché si... No? Sì. Prima di passare al prossimo
prossimo fatemi fare due commenti al... scusate, quelli che stanno in piedi là dietro, ci sono tanti posti liberi qua, se volete arrivare qua. Due commenti. Meno male che c'è un aspetto positivo sulla vicenda Cisgenesi e Genometric, cioè sul futuro del miglioramento genetico, e ci auguriamo che sia possibile recuperare il gigantesco gap e ritardo che abbiamo accumulato in questi anni. Quindi l'augurio è che non solo si vada in questa direzione, ma che queste nuove tecnologie vengano seriamente finanziate. Siccome seriamente non si capisce, ve lo quantifico. Per il progetto precedente, che era l'epigenomica, l'Italia ha investito 30 milioni di euro per questa tecnologia. Il Lussemburgo, per la stessa tecnologia, 180 milioni di euro. Giusto per capire dove siamo. E qua stiamo parlando del Ministero dell'Università e Ricerca, non era lo stesso Ministero, quindi insomma non c'è niente di relativo a Martina. Altri due commenti erano sul glifosate. Ecco, rispetto a quello che diceva Marco Pasti, tra questa che avete visto e adesso è apparso un parere dell'EFSA che appunto dice che il glifosate in sé non è così pericoloso. L'analisi sulla quale era basato il commento del ministro era un'analisi dell'Agenzia per la ricerca sul cancro internazionale, che però non analizzava il glifosato in quanto tale, ma apparentemente dei formulati più complessi. Quindi insomma bisogna cercare di parlare dello stesso oggetto. Su altre cose sorvolo, vi voglio far vedere un altro filmato, così non interrompo io la mia presentazione con un filmato. Però come vuole, va bene qualunque cosa. Cerco di arrivare in fondo a questa vicenda. Penso che capite che sono su una mietitrebbia e che questo è un campo di mais. Marco Passi giustamente diceva che l'ultima sperimentazione in campo di piante geneticamente modificate è stata fatta da Tommaso Maggiore molto coraggiosamente nel 2005 in Lombardia. Questa non è un campo sperimentale, questo è un campo commerciale di mais BT e fatto a 1 ora e mezza di macchina da qui. Per arrivare a questa cosa ci sono voluti anni e diciamo io cerco di ripercorrere in gran parte le cose che vi sta me lo fa andare un po' più avanti, un po' più velocemente, che possiamo accelerare ancora. Ecco, abbiamo finito il campo, la trebbia sta tornando indietro. Vi faccio vedere la scenetta giusto per... ancora sì, un po' più avanti. Va avanti, vedete, sta andando verso il camion, basta, e adesso torna indietro. Sta tornando indietro, io non capisco perché sta tornando indietro. Vedete le piante abbattute sul lato qui? Vedete, sono rimaste un po' di piante e qualche spiga lateralmente. In fondo, vicino al camion dove verrà scaricato il mais, c'è la guardia forestale che sta controllando e filmando l'intera vicenda, e non si vede, ma al bordo del campo dall'altro lato ci sono 2 macchine della polizia e 2 macchine dei carabinieri che hanno tutelato la corretta e tranquillo svolgimento della trebbiatura. Vedete, la trebbia sta tornando indietro perché sta prendendo una per una tutte le piante che sono rimaste abbattute di lato, perché la guardia forestale ha chiesto che non ci fosse una sola spiga abbandonata sul terreno. Questo si svolge 2 anni fa esatti a Vivaro, in provincia di Pordenone, e questo è un campo commerciale di mais BT regolarmente autorizzato dalla regione Friuli. Per arrivare a raccontare questa storia, adesso c'è solamente lo scarico del campionamento, tra l'altro, viatico, per a poter finalmente avere le piante da
new breeding techniques o da, come li vogliamo chiamare, genome editing in campo. Allora, intanto vi ricordo che il campo medio OGM nel mondo è di soli 10 ettari, anche un po' di meno, quindi del tutto compatibile con l'Italia, e che il 12% di tutte le coltivazioni mondiali deriva da tecnologie di questo genere. L'80% della soia è OGM, il 70% del cotone e un terzo del mais. Scusate, io vado all'altro lato perché da questo lato purtroppo non vedono niente. Vediamo se riusciamo. Non c'è mai stato nessun danno causato da un OGM, non c'è il documento di un solo danno al mondo sanitario causato da piante OGM, lo dicono tutte le organizzazioni internazionali, e voi sapete benissimo che nei sacchetti di mangime c'è scritto che è conforme ai regolamenti grana padano, parmigiano reggiano, contenendo semi geneticamente modificati, quindi entrano nella mangimistica di tutta Italia e di tutta Europa. Se volete sentire direttamente le parole del Presidente del Consorzio di tutela di Parmigiano Reggiano, lo trovate a questo link tra il minuto 17 e il minuto 20. L'Associazione Mangimisti Italiani vi spiega che l'87% qui, questa anche dall'altro lato, l'87% dei mangimi venduti in Italia contiene OGM. Quindi questo è lo stato dell'arte della mangimistica in Italia ed in Europa. E se li volete mangiare direttamente, adesso sono commerciati direttamente in Italia. Questo è un integratore e ha sciroppo di mais geneticamente modificato e anche soia OGM. Quindi questo, diciamo, è sempre nello stile psicologico. Siccome è OGM dà più forza, dà più energia, e quindi un integratore alimentare buono. Questo è il messaggio subliminale di Sinta. Vi ricordo che il 70% del cotone OGM che va a contatto addirittura con le nostre ferite, quindi non è vero che noi non vediamo OGM, lo vediamo ogni volta che ci mettiamo un cerotto e entriamo in un ospedale. Poi c'è la psicologia della vicenda, per cui esiste un sale rosa venduto chissà a quale prezzo, che però è senza OGM. Una cosa spettacolare, non si è mai visto un sale OGM, ma esiste il sale non OGM, perché se è non, voi lo pagate di più. Allora c'è un genio della comunicazione che è Maurizio Crozza, che un paio di puntate fa della sua trasmissione ci ha spiegato che vendere il pane senza litio fa aumentare il prezzo del pane. Ovviamente non c'è questo oggetto sul mercato, ma dichiarare di levare qualcosa consente di aumentare i prezzi. Qui siamo sul versante totalmente psicologico, non siamo su vicende di altro genere. Torno a farvi vedere le storie del mais che già vi ha fatto vedere Marco Pasti. Queste sono le rese per ettaro che incrementano costantemente negli Stati Uniti. L'Italia, già ve l'ho fatto vedere, ha un elettroencefalogramma piatto, è in verde qui, dal 96 in poi, quando smettiamo di seguire l'innovazione in agricoltura. Siccome non seguiamo l'innovazione, l'autosufficienza piano piano comincia a scendere e a crollare, e mano a mano che cala l'autosufficienza aumentano le importazioni. Un meccanismo piuttosto semplice. Quantificandole, sono 22,6 milioni di tonnellate importate nel 2012 solo di mais, 3,9 del 2013, 4,5 nel 2014. Quindi noi costantemente stiamo aumentando la importazione di mais, e la stima media, vedete, è attorno agli 800 milioni di euro l'anno sprecati per produrre a bassa resa per ettaro e quindi essere costretti a importare più mais dall'estero. Questi 800 milioni, più o meno, quasi, li riusciremmo a produrre usando gli stessi ettari se potessimo coltivare mais. Delle fumonisine già vi ha parlato Marco, quindi non vi
non vi dico altro se non che il 55% del mais delle ultime 3 annate era vietato per il consumo umano per l'alto tenore di fumonisine. Quindi noi abbiamo un grave problema di fumonisine. Questi sono, scusatemi, ho sbagliato, questi sono gli stati che permettono la sperimentazione in campo di piante geneticamente modificate. Vedete che gran parte delle richieste sono della Spagna, ma c'è anche Francia, Germania, Svezia, Romania. Marco Pasti vi aveva fatto vedere che 19 stati hanno chiesto recentemente di non coltivare mais, scusate, sì, mais Mono 810, l'unica OGM che potremmo coltivare. Ma una di queste nazioni, la Germania, ha chiesto contemporaneamente di poter continuare a fare sperimentazione in pieno campo di OGM e nel solo mese di settembre ha fatto 5 richieste di sperimentazione in campo di OGM. Quindi vedete qual è l'approccio diverso, culturalmente diverso e la fiducia diversa nella scienza. Anche una nazione che decide di non voler coltivare commercialmente non ferma la ricerca neanche sugli OGM. Io sto chiedendo non solo che non si fermi sugli OGM, ma che venga liberalizzata sulle nuove tecnologie, fra di loro, all'interno di questi documenti. Guardate dov'è lo zero, vedete? Questa colonna è lo zero. Zero vuol dire che non è meglio e non è peggio. Se coltivate OGM o non coltivate OGM, vedete, questa colonna rimane esattamente identica. Tutto quello che sta davanti significa che avete avuto un miglioramento economico, di profitto, di valore della produzione, ma avete anche una perdita. Ci sono casi in cui coltivare OGM è sbagliato. Esistono dei casi, non è vero che è tutto meglio sempre. Le sperimentazioni in campo ci servono anche per dare questo livello di stima e dare un'attesa per tutta questa storia. Vi volevo far notare che addirittura Papa Francesco, nell'unica enciclica che ha prodotto, ci spiega che quella degli OGM è una questione di carattere complesso che esige di essere affrontata con uno sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti, e questo richiederebbe almeno un maggiore sforzo per finanziare diverse linee di ricerca autonome e interdisciplinare che possano apportare nuova luce. Quindi, all'interno di un'enciclica sull'ambiente, il Papa chiede che venga finanziata ricerca sugli OGM. Cerchiamo di arrivare a come si va a trebbiare quel campo. Questo è il 2010, questo è un campo di mais OGM, vedete, recintato dalla Guardia Forestale, che campiona Nell'ultima audizione fatta in Senato ho depositato i documenti originali dell'ispettorato della Guardia Forestale che ha fatto i campionamenti per dimostrare, diciamo, agli atti del Senato che non c'è stata nessuna commistione, secondo il laboratorio della Guardia Forestale. Cos'era successo? Nel 2010 Silvano Dalla Libera aveva vinto un ricorso al Consiglio di Stato che gli aveva detto sostanzialmente al Ministero delle Politiche Agricole: guarda, devi consentire al produttore di coltivare. Ha 60 giorni di tempo, 90 giorni di tempo per stilare le linee di consistenza. Tant'è che nel 2013, pertanto, che alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di varietà di mais iscritto nel catalogo, cioè il Mono 810, sia da considerarsi libera. Quindi quel mais è stato messo in campo perché era lecitamente autorizzato. Naturalmente la politica ricorre immediatamente a una serie di stratagemmi. Quali erano le leggi vigenti in quel momento in Italia? La prima è la 212 del 2001, fino a 3 anni di reclusione, fino a 100.000 euro di multa,
se piantate qualunque tipo di OGM non autorizzato. Poi c'è una legge regionale del Friuli Venezia Giulia. Ma queste leggi, la domanda, erano leggi lecite o illecite? Erano leggi legali o illegali? E questa è la Commissione europea che scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2012 e gli chiede che gli vengano inviate tutte le leggi che avete visto prima. Perché gli vengano inviate? Perché prima di essere approvate nello Stato nazionale, tutte le leggi sull'agricoltura devono prima passare per Bruxelles. Tutte quelle leggi non erano passate per Bruxelles. E quindi noi all'inizio del 2014 rischiamo di entrare operativamente in procedura di infrazione perché abbiamo legiferato su questa materia senza averne notificato Bruxelles. Come vi diceva Marco, il 3 agosto di quest'anno la legge, quella dei 3 anni di reclusione, viene abrogata in tutti i suoi articoli principali. Quindi non c'è più quella legge del 2001, 14 anni per abrogare questa legge. Viene ripiantato mais nel 2014 e viene distrutto sulla base di una nuova legge regionale, quella del 28 marzo 2014, ma di nuovo notificata a Bruxelles, di nuovo quella legge non esiste. E Bruxelles dice il giudice che vede questa norma la deve disapplicare, la deve, non è la può, ma la deve disapplicare. E siamo nel 2013, il mais sta già fiorendo nel campo che abbiamo visto raccogliere all'inizio e 3 ministri si mettono a redigere un decreto legge, decreto ministeriale, per vietare le coltivazioni di MON 810. E le ragioni che adducono, guardate che è esattamente l'opposto di quello che dice la normativa europea, avrà un impatto, potrebbe modificare, potrebbe favorire. Ossia, io non dispongo neanche di un dato, ma scommetto sul futuro. Potrebbe, non è. Io devo dimostrare che c'è un pericolo sostanziale. I ministri scrivono che non hanno i documenti, ma emettono un decreto. E questi decreti, che poi sono stati rinnovati, vanno alla Corte di Giustizia europea, dove aspetteremo il giudizio, ma è probabile che venga abrogato. Questi sono i passaggi che vi ha già fatto vedere Marco, quindi ci vado rapidamente. Il 2 aprile l'Unione Europea dà agli Stati membri la libertà di coltivare o non coltivare. 20 giorni dopo dà agli Stati nazionali la libertà di importare o non importare i mangimi. E qui la risposta al Ministro è: benissimo, noi non possiamo vietare l'importazione di mangimi. Possiamo etichettare i prodotti derivati da OGM con un'apposita etichetta in cui diciamo questo animale è stato nutrito con OGM? Perché la domanda della giornalista era questa: un prosciutto nutrito con mangimi OGM è da considerare un DOP o no? Questa era la domanda. Ecco, la mia proposta è: etichettiamolo con OGM, almeno sappiamo che non è nutrito con mangimi italiani. Mi sembra una proposta semplice. 2 giorni dopo, il 24 aprile, l'Unione Europea approva 19 diversi tipi di OGM che erano in lista d'attesa da anni. Quindi, dopo essersi scaricate tutte le responsabilità, passa la palla come dire, si libera dell'incombenza. Allora, io voglio arrivare a questo punto interrogativo. Questo è solo un riassunto di quello che vi ho detto fino adesso. Vado all'altro lato. La legge 2001 comincia nel giugno 2001 e finisce il 3 agosto del 2012. Questo è saltato. Il decreto 12 luglio, già il 12 luglio 2013, poi c'è un buco nel rinnovo, non viene rinnovato immediatamente, quindi non c'è continuità nel rinnovo che è attualmente in vigore e adesso finisce, vedete, 16 novembre 2015 finisce alla Corte Europea di Giustizia.
buco nel rinnovo del e inoltre nel rinnovo del decreto vengono incluse documentazioni che non poteva essere presente nel decreto del 2013. Quindi ci saranno ulteriori problemi all'interno di questo rinnovo di decreto. Vi dicevo, quest'anno la legge 412 introduce la possibilità per gli Stati membri di vietare la coltivazione. Cosa è successo? L'Italia ha chiesto di vietare la coltivazione, poi dovrà scrivere una norma, perché ancora non c'è. Ma è successo una cosa che secondo me è la più rilevante, forse la vera ragione per cui io sono qui, è per dirvi cos'è questo punto interrogativo. Cosa si poteva fare per mettere in difficoltà il governo? Bastava leggere la 412 del 2015. I divieti nazionali potranno essere motivati con ragioni socio-economiche, di politica agricola, di interesse pubblico, di uso dei suoli, di pianificazione urbana e territoriale, per evitare la contaminazione e la coesistenza, o anche altre ragioni di politica ambientale, a condizioni, quelle di politica ambientale, tuttavia, in quest'ultimo caso, che le non si oppongono ma si è di implementare rispetto alla valutazione ambientale e sanitaria, aggiungo io, che compete solo all'EFSA. Quindi le aziende sementiere, di fronte alla richiesta degli Stati nazionali di vietare la coltivazione, potevano opporsi. Se loro si fossero opposti, gli Stati nazionali dovevano addurre ragioni ambientali, paesaggistiche, sociali, non sanitarie e ambientali, che ricadono nella competenza dell'EFSA. Allora, punto interrogativo, scusatemi, questo punto interrogativo è che le aziende non hanno fatto ricorso, non hanno messo in difficoltà i governi di 19 paesi in Europa, non gli hanno chiesto di motivare le ragioni per cui vietavano la coltivazione di OGM. Chi erano i portatori di interesse tecnicamente? Le aziende sementiere, che non possono vendere questi OGM. Ma se le aziende sementiere non hanno protestato, non hanno detto no, spiegami quali sono le ragioni, questo significa che loro non sono i cosiddetti stakeholder, non sono gli interessati. Quindi o gli interessati stanno in questa sala e dicono io sono interessato a coltivare, o loro non sono interessati. Marco vi ha fatto vedere il budget relativo che finisce nelle loro tasche rispetto a quello degli agricoltori. È che si sono sfilati i principali portatori di interesse. Loro non portano interesse. Quindi siamo andati in prima fila, siamo in prima linea su questa vicenda. Questo è il messaggio vero che ci è stato dato, e con tutte le conseguenze del caso. Roberto, ti invito a concludere perché siamo già oltre. Concludo con una battuta, hai ragione, scusami. Questo è il sito, il blog dove tento di tenere aggiornata la vicenda, e guardate che la comunicazione ormai non si fa in altri luoghi se non su Facebook, Twitter e cose di questo genere. Quindi se noi vogliamo costruire le basi per permettere anche alle nuove tecnologie di entrare con le gambe solide, c'è bisogno che prima si strutturi una certezza che le informazioni vere e non illegali, quelle che ci sono state date fino adesso, devono passare da un altro tipo di comunità, e queste comunità non girano più sui sistemi dei media vecchi, girano su Facebook e Twitter. Grazie. Grazie Roberto dell'ampia presentazione che ci hai fatto. Le ditte sementiere sono state sollecitate dall'associazione degli agricoltori oltre che da altre per opporsi a questo decreto, ma hanno ritenuto che ormai è una battaglia contro il mulino a vento e quindi non perdono neanche più tempo, dicendo che comunque è un piano politico e quindi spetta cosa mai agli agricoltori fare dimostranze contro il ministro, e quindi resta a noi attivarci eventualmente. Passo adesso la parola al professor Barcaccia
che ci parlerà soprattutto del miglioramento genetico delle specie erbacee per coltivazione annuale. Bene, buonasera a tutti, ringrazio Confagricoltura per l'invito e soprattutto per l'organizzazione di questo convegno. Vi parlerò di ricerca genetica nel miglioramento genetico finalizzato alla costituzione di nuove varietà e in modo è stata messa in presentazione. Chiedo scusa un istante. Non conosco PC. Ok, ecco, vi dicevo che ripercorrerò le tappe fondamentali del miglioramento genetico e quindi vi parlerò di ricerca genetica applicata allo sviluppo, alla costituzione di nuove varietà, facendo riferimento in particolare a specie erbacee, in modo particolare a specie orticole, che sono quelle di cui mi occupo principalmente. Allora, qual è il ruolo del miglioramento genetico? Costituire nuove varietà superiori che presentino caratteristiche desiderate che rispondano a requisiti specifici degli agricoltori. Come diceva il professor Lorenzetti, che era mio insegnante di genetica 30 anni fa ormai, il seme delle varietà migliorate geneticamente rappresenta già oggi e sempre più rappresenterà domani il più alto concentrato di tecnologia che potrà essere messo a disposizione degli agricoltori. Se analizziamo rapidamente il contributo che in quest'ultimo mezzo secolo ha dato il miglioramento genetico al miglioramento della qualità, ma soprattutto della produttività, rendiamo conto che negli animali come nelle piante il contributo è stato enorme. Per molto tempo si è ritenuto che il contributo relativo dei metodi di miglioramento genetico, quello delle tecniche agronomiche o zootecniche di coltivazione o di allevamento di piante e animali fosse simile, intorno al 50% ciascuno. Ritengo invece che negli ultimi anni questo equilibrio sia fortemente sbilanciato in favore del miglioramento genetico, che gioca quindi un ruolo determinante della qualità come della produttività. D'altro canto si è ormai all'inizio, alle porte di una rivoluzione metodologica del miglioramento genetico delle piante di interesse agroalimentare. Ormai i genetisti hanno raggiunto una capacità incredibile di costituire superiori dotate di caratteristiche ereditarie miglioratrici sia delle funzioni che delle produzioni. Siamo in grado di trasferire geni, di correggere geni nei genomi delle più importanti piante di interesse agroalimentare. Facendo riferimento a mais, queste sono le previsioni al 2030 dell'incremento delle produzioni raggiunte con i metodi moderni, biotecnologici. Questo è il contributo che potrà dare il miglioramento genetico secondo metodi convenzionali. Ci si aspetta molto a livello mondiale metodi moderni. Ora, da lontano, e quindi dico che sicuramente negli ultimi decenni si è assistito a una globalizzazione dei prodotti agroalimentari, nelle specie come in quelle orticole, per cui quello che accade è che nell'ambito di una specie il numero delle varietà che si utilizzano di coltivazione è questo, e quindi quello che accade è che certamente rispetto all'inizio del miglioramento, quindi faccio riferimento alla rivoluzione verde, negli anni 50-60 dello scorso secolo, ha avuto una forte contrazione della variabilità genetica. E quindi ciò significa che la maggior parte dei prodotti si somigliano tremendamente a livello morfologico, delle caratteristiche qualitative e merceologiche. Questo perché se guardiamo le varietà iscritte al registro italiano per le più importanti specie orticole, ci rendiamo conto che
che il numero delle varietà monogenotipiche è davvero estremamente limitato. Questi sono numeri che sia ibridi, sia linee pure, sia sintetiche. Tra parentesi, il numero degli che anche per specie molto importanti il numero dei genotipi coltivati è davvero limitato. Non riguarda soltanto le specie di interesse agroalimentare di origine, intendo dire, orticole, ma anche nei cereali. Qualche anno fa mi è capitato di caratterizzare geneticamente una core collection sia di frumento duro che tenero per il Consorzio Nazionale Sementi, e sorprendentemente abbiamo verificato che la maggior parte di queste linee pure, che sono i genitori degli attuali programmi di miglioramento genetico, condividono il 93-95% del loro patrimonio genetico, e in alcuni casi arrivano anche al 99-100%, sostanzialmente perfetta identità. È difficile quindi in questi casi creare variabilità genetica con convenzionali. Quindi questo per farvi capire che siamo passati da antiche varietà locali, mezzo secolo fa, fenotipicamente piuttosto simili, pur essendo geneticamente variabili, a popolazioni perfettamente uniformi da un punto di vista sia che genetico, perché genotipo. Questi materiali vengono adesso utilizzati in agricoltura di nicchia o conservate nelle banche di plasma, mentre invece queste sono le varietà, quelle monogenotipiche, che vengono utilizzate invece per sistemi agrari intensivi. Indipendentemente da sistema riproduttivo, di varietà che si identificano con linee pure, ibridi, nel caso delle specie allogame con ibridi o sintetiche, e in molti altri sistemi tassonomici, in modo particolare arboree, penso a vite, penso a fruttiferi, olivo, che si identificano invece con cloni, quindi popolazioni coltivate monogenotipiche. Ora, due parole sulle varietà locali. Secondo me sono una opportunità, però attenzione, queste sono risorse di germoplasma locale che a livello regionale possono essere molto importanti per produzioni tipiche, ma la costituzione di queste di novità commerciali non deve escludere la valorizzazione di antiche varietà locali. Io ritengo però che si debba mantenere inalterata la tipicità e la qualità di questi prodotti, migliorando la produttività e l'uniformità di queste culture. Qualcosa di simile è stato fatto per i radicchi veneti. In pochi anni si è passati da varietà costituite attraverso metodi di selezione massale a varietà ibride molto più produttive, almeno del 25-30%, e molto più omogenee. Ora, che gli ibridi siano una scelta strategica non c'è bisogno che mi dilunghi troppo su questa cosa qua. Sapete che sono più produttive rispetto a linee pure o sintetiche, sapete anche che assicurano una perfetta uniformità genetica e quindi anche una riservatezza delle linee parentali, quindi grande vantaggio per i costitutori, e permettono di combinare in un unico genotipo caratteristiche favorevoli trasmesse da entrambe le linee parentali. Ormai si sfruttano nelle specie autogame come in quelle allogame. Tuttavia i metodi di miglioramento genetico sono ormai basati non soltanto su tecniche convenzionali, ma anche su sistemi biotecnologici, sia a livello cellulare, quindi mi riferisco ormai tra l'altro da parecchio tempo alle colture in vitro, ma anche a tecniche di mutagenesi in vivo e a modifiche a livello molecolare del DNA, sulle quali mi soffermerò prossimamente. Un messaggio che voglio dare è che comunque il ruolo del miglioramento genetico resta centrale. Qualunque sia il modo attraverso cui una pianta viene migliorata o geneticamente modificata, da questa pianta alla varietà transgenica serve un processo di miglioramento genetico che non può che essere basato su metodi convenzionali. Per cui le varietà superiori potranno essere ottenute soltanto e dare i loro frutti soltanto attraverso la perizia del breeder, quindi non si può pensare di costituire varietà superiori soltanto utilizzando metodi biotecnologici. E poi dobbiamo fare una grande distinzione tra i caratteri qualitativi, cioè quelli monogenici, e quelli quantitativi poligenici. Ritengo che
nel caso dei caratteri quantitativi, almeno al momento, il breeding non possa che essere basato su metodi convenzionali supportati da quelli molecolari. Faccio riferimento alla selezione assistita da marcatori molecolari. Perché? Perché nel caso dei caratteri quantitativi parliamo di più geni coinvolti, di QTL, e quindi in questo caso, allo stato attuale, il contributo che possono dare le biotecnologie è limitato. Mentre invece le biotecnologie a livello molecolare, quindi parlo di transgenici o comunque modifiche genetiche o genomiche, può essere considerevole per quanto riguarda i caratteri qualitativi, cioè quelli controllati da singoli geni mendeliani. Tant'è che la maggior parte delle varietà transgeniche sono state migliorate per caratteri solitamente controllati da singoli geni, come resistenza a insetti o altre patologie, come funghi, batteri, virus o resistenza a diserbanti. Vedete che varietà transgeniche per la produttività, tipicamente un carattere quantitativo, ne esiste soltanto una, mentre invece sono centinaia quelle riguardanti caratteristiche quantitative da un punto di vista genetico. Ora, il miglioramento genetico ha subito fasi diverse, è sempre stato incentrato, lo sarà sempre, sugli incroci, i reincroci, le autofecondazioni, perché questi consentono di creare variabilità all'interno della quale selezionare. Maggiore variabilità abbiamo a disposizione, più è probabile ottenere o selezionare genotipi superiori. In passato si è fatto uso di mutagenesi, sia chimica che fisica, poi anche a biotecnologia a livello cellulare, per la costituzione di linee, ad esempio, di aploidi, per la clonazione di genotipi mascosterili, per incroci tra specie diverse e quindi ibridazioni interspecifiche. A questo ormai da circa 25 anni e questi metodi biotecnologici a livello cellulare si sono affiancati le biotecnologie a livello molecolare, quindi in modo particolare la trasformazione genetica per creare piante geneticamente modificate, e si è passati, e su questo mi soffermerò, dalla transgenesi più recentemente alla intragenesi e cisgenesi, fino ad arrivare al genome editing. Non bisogna sottovalutare l'importanza che possono avere i marcatori per selezionare a livello genotipico prima ancora di valutazione a livello fenotipico. Quindi questo è quello che è stato fatto per tanti anni. Incroci tra linee parentali antagoniste, diverse a livello genetico e fenotipico, per poter selezionare nelle popolazioni ricombinanti F2 genotipi migliori, superiori. In aggiunta alle popolazioni sperimentali ricombinanti segreganti, sono state anche utilizzate popolazioni mutagenizzate, artificialmente quindi prodotte ricorrendo a agenti mutageni, e laddove possibile anche a risorse di germoplasma di specie affini a quella coltivata. Tuttavia la variabilità genetica non è sufficiente a ricercare all'interno di queste popolazioni sperimentali tutte le varianti alleliche di cui in ogni specie abbiamo bisogno per fare miglioramento genetico. Quindi la transgenesi è fondamentale per poter inserire in un genoma geni provenienti da specie anche molto diverse da quella da migliorare, quindi superare le barriere di incompatibilità ricorrendo anche a geni di regni diversi, e questo ha permesso di ottenere varietà transgeniche, sia quindi inserendo geni attraverso meccanismi per cui senza eventi di riproduzione sessuale le piante non avrebbero mai potuto acquisire. Da questo punto di vista sottolineo che c'è una differenza fondamentale, perché in alcuni casi i geni possono essere esogeni inseriti per far sì che un individuo acquisisca una caratteristica positiva. Si parla di gain of function, mentre invece in altri casi la trasformazione genetica serve ad annullare il funzionamento di un gene che controlla una caratteristica indesiderata, quindi in questo caso si parla di perdita di funzione. In entrambi i casi parliamo di varietà transgeniche. Ora, perché sono state prodotte, lo sapete, sia per aumentare le rese, sia per il controllo del sistema riproduttivo, questo è molto importante. Uno dei caratteri maggiormente utili nel miglioramento genetico è la maschio-sterilità, perché questo consente di costituire ibridi, e questa è una delle caratteristiche maggiormente oggetto di modifiche genetiche attraverso sistemi biotecnologici. E poi per migliorare la qualità, le caratteristiche nutraceutiche di salubrità dei prodotti alimentari.
Ora, quindi non parliamo soltanto di mais BT, ma parliamo anche di piante transgeniche maschio-sterili o parterocarpiche, in grado quindi di svilupparsi in maniera autonoma in assenza di fecondazione a livello dei frutti, piante resistenti a erbicidi, piante resistenti a insetti appunto, oppure di caratteristiche qualitative dei prodotti. C'è un lavoro che ormai è stato pubblicato qualche mese fa che mette in evidenza, valutando circa 150 studi sulle varietà geneticamente modificate, queste consentono di ottenere un incremento delle produzioni del 22%, di ridurre l'uso di prodotti chimici di sintesi del circa del 37% e soprattutto dimostra di poter consentire agli agricoltori aumenti di profitto di quasi il 70%. Siamo passati dalla transgenesi, quindi trasferimento di geni provenienti da specie anche molto diverse, alla intragenesi e cisgenesi. Che cosa sono questi due processi di trasformazione genetica? Allora, nel caso della intragenesi, le sequenze codificanti del gene impiegato nel trasferimento è assemblata con sequenze di altri geni o con la sequenza codificante in orientamento opposto a quello originale, però provengono tutti dalla stessa specie o da specie strettamente imparentate e quindi sessualmente compatibili. La cisgenesi è un caso particolare di intragenesi, perché in questo caso il trasferimento riguarda uno o più geni con le proprie sequenze regolatrici, quindi con il proprio promotore nativo, terminatore nativo e con la regione codificante nel corretto orientamento. Quindi di fatto è un sistema che coincide con quello che è stato utilizzato per decenni, per secoli, attraverso il normale miglioramento genetico basato sull'incrocio. Quindi la cisgenesi prevede il trasferimento di un gene esattamente com'è nella specie donatrice. E questo è il grande vantaggio. Perché viene fatto questo? Perché ovviamente in questa maniera la cisgenesi offre la possibilità di massimizzare la similitudine con il trasferimento genico convenzionale mediato da incrocio. Perché si fa questo? Perché è molto più preciso, molto più rapido e soprattutto non è associato agli effetti negativi che l'ibridazione tra individui diversi comporta e determina molto spesso il trasferimento di caratteri negativi controllati da geni strettamente associati a quello che si intende trasferire. È un fenomeno che noi genetisti chiamiamo linkage drag. Dove è stata applicata la intragenesi e la cisgenesi? Benché siano tecnologie piuttosto recenti, sono già state impiegate in diverse specie di interesse agroalimentare per migliorare resistenze a patogeni di diverse tipologie, ma anche per migliorare caratteristiche tecnologiche qualitative, il contenuto di lignina in erba medica, di acido fitico in orzo, oppure la degradazione dell'amido o il contenuto di acrilammide per effetto della frittura in patata e così via. Quindi esistono già esempi applicativi di queste tecnologie che costituiscono un passaggio in avanti, un'innovazione rispetto alla transgenesi. Esistono altre vie utili per il miglioramento genetico? Allora, per tanti anni si è portata avanti una sorta di genetica in avanti, forward genetics, cioè si creava un nuovo carattere, cioè un nuovo fenotipo attraverso mutagenesi casuale, in modo tale da poterne identificare, cioè clonare il gene responsabile. Ormai da diversi anni si parla invece per lo più, per il miglioramento genetico, di reverse genetics, cioè di genetica inversa. In questo caso si può manipolare una sequenza genica di un organismo attraverso una mutagenesi che non è più casuale ma sito-specifica, cioè riferita ad una particolare regione predeterminata nel genoma. E questo consente di modificare o migliorare un particolare carattere, quindi di creare un nuovo fenotipo. Esistono diverse tecnologie, quella più recente è quella del genome editing. In che cosa consiste questa tecnica? Rapidamente, è un metodo, una metodologia di ingegneria genetica che permette di inserire e sostituire in un genoma oppure rimuovere da un genoma una sequenza di DNA in maniera predeterminata in una regione sito specifica. Esistono diverse tecnologie,
il risultato di queste tecnologie è che possiamo annullare la funzione di un gene, quindi la perdita di funzione di un gene, possiamo correggere la sequenza di un gene o addirittura sostituire e inserire un gene nuovo. Quindi loss of function, gain of function, perdita o guadagno di funzione. E anche in questo caso esistono già degli esempi concreti, applicativi, che riguardano di nuovo resistenza a diverse patologie in diverse specie di interesse agroalimentare, ma che riguardano anche caratteristiche come la crescita o lo sviluppo della pianta o dei frutti, oppure la tolleranza a erbicidi. Infine, vorrei sottolineare che non esistono soltanto metodi di trasferimento genico, cioè di transgenesi, genesi o intragenesi, ma anche metodi che permettono di migliorare la selezione, non facendo solo riferimento al fenotipo, ma valutando direttamente il genotipo. Si chiama selezione assistita da marcatori molecolari, Marker Assisted Selection. Queste tecnologie sono particolarmente utili per caratteri qualitativi, ma anche per quelli quantitativi ad elevata ereditabilità. Servono non soltanto per studiare la struttura genetica delle popolazioni o per studi di identificazione genetica dei prodotti agroalimentari, ma servono anche per fare miglioramento genetico molto più mirato. Faccio degli esempi: sono estremamente utili quando si ricorre all'incrocio interspecifico, addirittura intergenetico e intergenerico, per trasferire geni di resistenza, molto comune ad esempio il pomodoro da specie selvatiche affini. Permettono di piramidare geni provenienti da specie diverse in uno stesso genotipo, quindi di accumulare resistenze a patologie diverse in uno stesso genotipo, e permettono allo stesso modo di evitare quel fenomeno che vi ho definito prima essere noto come linkage drug, cioè l'effetto negativo di geni associati a quello positivo che si intende trasferire nella varietà coltivata. Quindi un miglioramento genetico molto mirato che permette di sfruttare eventi di ricombinazione specifici. Ora, per poter fare questo dobbiamo continuare a fare ricerca di base, perché la comprensione precede l'applicazione, quindi dobbiamo sviluppare marcatori, clonare i geni, associare questi a fenotipi, quindi dobbiamo continuare a studiare geni e genomi. Soltanto in questa maniera potremo applicare le conoscenze allo sviluppo, alla costituzione di nuove varietà. Conclusioni. Allora, io ritengo che non si possa più aspettare, che sia necessario innovare. Vi ho detto che i genetisti sanno come indurre mutazioni, sanno come usare trasformazioni genetiche per creare nuovi alleli, nuove varianti geniche e quindi trasferire nuovi caratteri da una pianta nelle varietà coltivate. Il nostro paese ha una grande tradizione del miglioramento genetico delle piante agrarie e sappiamo anche utilizzare metodi molecolari per poter rendere più fine la selezione a livello genetico. Sappiamo che il ricorso alle biotecnologie genetiche per la manipolazione, ma anche per la creazione di variabilità biologica, facendo riferimento, come vi dicevo, anche a metodologie genomiche per rendere più precisa la selezione delle nuove varietà. E questi interventi secondo me non sono più rinviabili, dobbiamo puntare ad un'agricoltura competitiva, servono delle varietà superiori rispetto a quelle che abbiamo o rispetto a quelle che i metodi convenzionali ci consentono di ottenere. Qual è il mio auspicio? Il mio auspicio è che si possa arrivare ad una coesistenza di cluster agroalimentari, non saprei come altro chiamarli, ovvero la possibilità di poter coltivare contemporaneamente varietà prodotte selezionate attraverso metodi biotecnologici, come ad esempio quelle ottenute attraverso cisgenesi o editing genomico, varietà selezionate attraverso metodi convenzionali, quindi linee pure, ibridi, cloni, costituite magari anche ricorrendo a metodologie di marker assisted breeding, e perché no, in agricoltura di nicchia, coltivare anche varietà locali, quelle che molto spesso vengono chiamate da autoconservazione, che potrebbero essere costituite attraverso selezione massale. Ora, io ho messo qua una sorta di piramide inversa perché secondo me le performance agronomiche produttive sono molto superiori potenzialmente, realmente, nelle varietà costituite attraverso metodi biotecnologici o tradizionali rispetto a quelle alle land race, alle antiche varietà locali. Naturalmente il
l'input tecnologico o biotecnologico aumenta passando dalle biotecnologiche, cioè dalle varietà ottenute attraverso modificazioni genetiche, a quelle locali. E le une come le altre potrebbero essere utilizzate attraverso sistemi tradizionali di agricoltura o addirittura biologici. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che questo possa determinare erosione genetica o perdita di biodiversità. La biodiversità c'è legata agli approcci biotecnologici, è stata indotta dalla rivoluzione verde decenni fa, anzi le biotecnologie consentono di preservare la biodiversità che abbiamo, addirittura di creare nuova variabilità genetica. E allo stesso modo non dobbiamo pensare che una eventuale coesistenza possa essere associata necessariamente a problemi di trasferimento genico tra popolazioni diverse della stessa specie, addirittura tra popolazioni di specie diverse, perché possiamo valutare in maniera estremamente attenta il rischio in funzione del centro di origine della specie, in funzione del sistema riproduttivo della specie o del meccanismo di dispersione del polline o della longevità dei semi, per cui possiamo certamente dire che esistono delle specie per le quali il rischio di trasferimento genico è molto alto, almeno in questa regione, però possiamo altrettanto dire che per alcune specie il rischio di gene flow o gene escape è davvero molto modesto sul genetico delle piante agrarie. Per fare un po' di pubblicità vi dico che il mio dipartimento ha uno spin-off di cui sono referente scientifico che è proprio basato sulla genomica per il miglioramento genetico. Quindi le università fanno ricerca in questo settore, hanno bisogno di finanziamenti per l'avanzamento delle conoscenze in questi settori. Vi ringrazio leggendovi questa frase di un altro padre, il padre del miglioramento genetico. Come Mendel è il padre della genetica, Robert Allard può essere considerato il padre del miglioramento genetico. La frase del 1960 è più che mai attuale, dice: il contributo dell'uomo moderno al miglioramento genetico non è consistito nello scoprire dei metodi nuovi, quanto nell'accelerare processi di selezione in atto. E la sua azione è stata tanto più efficace quanto più profonda era la conoscenza della natura dei sistemi genetici che governano la variabilità ereditabile. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Brancaccio anche perché ha quasi rispettato i tempi assegnati, ci ha dato una bella panoramica. Abbiamo capito che il miglioramento genetico convenzionale comunque non viene superato dalle biotecnologie e che anche le biotecnologie consentono risultati diversi a seconda della tecnica che si impiega, quindi si vede più una sinergia che non un antagonismo tra le varie tecniche sia convenzionali che innovative. A questo punto passo la parola all'ultimo relatore, il professor Morgante, che è anche presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, che affronterà il tema soprattutto del miglioramento genetico nelle specie arboree e in particolare anche della cisgenesi, che forse è più interessante per questo settore, in quanto la tecnica del rincrocio e selezione che si può fare velocemente nelle specie erbacee diventa molto più lunga e complessa nelle specie arboree. Buonasera a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questa interessante iniziativa e come diceva Marco Pasti io vi parlerò in particolare di quelle che sono le specificità delle specie arboree, partendo anche da un lavoro che concretamente abbiamo fatto all'Università di Udine. Ma volevo riassumere quelle che sono le sfide dell'agricoltura italiana, che sono in parte comuni a quelle dell'agricoltura globale, quelle grandi sfide di cui si è parlato poco ad Expom, di cui bisognerebbe parlare di più, ossia che andando avanti abbiamo bisogno di aumentare la produttività, ma diminuire l'impatto ambientale dell'agricoltura, puntando anche a migliorare le proprietà salutistiche e qualitative dei prodotti agricoli. In più nell'agricoltura italiana dobbiamo anche fare i conti col fatto che parte della nostra agricoltura si fa forte della tradizione e questo è un punto di forza ma anche un punto di debolezza. È un punto di forza perché ovviamente ha un valore sul mercato, ma è un punto di debolezza se diventa qualcosa a cui attaccarsi senza la capacità di andare oltre. E quindi non possiamo fermarci solo alla tradizione, ma dobbiamo saper creare tradizione e innovazione. Cercherò di darvi un esempio su come si può fare questo,
parlando di un settore, quello della viticoltura, che forse è il più tradizionale, forse il più conservativo in assoluto se parliamo di agricoltura. Qui vi faccio vedere un'immagine, sulla destra dovete vedere una persona che è il grande vecchio della viticoltura italiana, Livio Felluga, che ha superato i 100 anni, che sta ammirando i suoi vigneti a Corno di Rosazzo, paesaggio idilliaco, e uno direbbe: perché a fronte di tanta bellezza devo pensare di cambiare? La ragione sta in questo grafico e nei dati successivi. Questo grafico vi fa vedere l'utilizzo dei fungicidi in Francia, non usiamo l'Italia, usiamo i nostri concorrenti francesi, nella viticoltura, e quelle sono le barre azzurre, rispetto a tutti gli altri settori dell'agricoltura, che sono rappresentati dalle barre rosse e da quelle verdi. Come vedete, la viticoltura da sola usa molti più fungicidi di quanto non ne vengono utilizzati in tutto il resto dell'agricoltura francese. L'agricoltura francese, come sappiamo, è un'agricoltura decisamente tecnologica, ma se parliamo in generale di sostenibilità ambientale e impatto dei fungicidi in tutta la viticoltura europea, le statistiche sono abbastanza schiaccianti. La viticoltura usa il 3,3% dei terreni agricoli, però usa il 65% di tutti i fungicidi. Questo non è un problema solo della viticoltura da vino. Parlavo pochi giorni fa con Eugenio Sartori, che è il direttore dei vivai cooperativi di Rauscede, e mi diceva che nella uva da tavola, quella che andrete fra poco a mangiare, che viene ad esempio venduta sotto Natale, vengono fatti in media 36 trattamenti con fungicidi prima di portarla sulla tavola dei consumatori. Quindi quella patina che vedete ogni tanto, riflettete. Esatto. Perché si è arrivati a questa situazione nella viticoltura? Riprendendo quello che hanno detto anche altri, se noi vogliamo essere molto schematici nel descrivere, la genetica ha avuto un ruolo molto minore, perché noi stiamo ancora coltivando le stesse varietà che coltivavamo 100-200 anni fa, mentre dal punto di vista della protezione dalle malattie il ruolo decisivo l'ha avuto la chimica. Quindi la rinuncia alla genetica ha portato a un ruolo maggiore della chimica, e la ragione per cui si usa così tanta chimica è che non stiamo usando resistenze di tipo genetico, come invece sono state largamente usate in altre specie, in particolare in specie erbacee. Perché non lo si è fatto? Il processo tradizionale attraverso il quale si portano resistenze genetiche dentro le specie erbacee è quello che vi è stato già descritto da Gianni Barcaccio, un processo molto semplice. Prendo una varietà agronomicamente poco valida ma resistente, molto spesso una specie affine, la incrocio con la varietà Elite, ottengo un F1 e poi reincrocio l'F1 più volte con la varietà Elite. Così facendo ottengo un risultato che è quello di ricostituire il genoma della varietà Elite, tranne che per un segmento, e quel segmento è quella parte del genoma che contiene il gene di resistenza che ho preso dalla varietà selvatica. In questa maniera, senza saperlo, ho fatto una sorta di lavoro di ingegneria cromosomica, non pulitissimo, perché mi sono portato dietro una regione piuttosto grande, più posso essermi portato varie altre parti nel genoma che io non ho rappresentato. Nella vite questo si può fare, e la ragione per cui nella vite si può fare è che se la vite vinifera, cioè la vite europea, non ha resistenze genetiche, però le resistenze genetiche ci stanno sia in specie asiatiche che in specie americane, con le quali la vite europea è facilmente incrociabile. Quindi uno dice, va bene, facciamolo, ma quali sono i problemi nella vite? C'è un problema che deriva dal fatto che le varietà di vite sono molto eterozigote, cioè hanno per ogni cromosoma una coppia ereditata dal padre, che sono molto diverse, hanno quello che si chiama un elevato carico genetico, quindi se noi reincrociassimo più volte sulla stessa varietà avremo una varietà che alla fine sarebbe molto depressa dal punto di vista della produzione. Questo fa sì che non posso fare un reincrocio tradizionale, ma parto da una selvatica, una coltivata, e poi reincrocio su una coltivata che è di volta in volta diverso. Questo già rende il tutto più complicato, unito al fatto che la varietà di partenza è altamente eterozigota. Io devo fare tanti incroci, nella vite poi ogni incrocio sono 3 anni di tempo di generazione per arrivare alla generazione successiva, quindi è un percorso che porta via decenni, e in più la varietà a cui arrivo alla fine, per quanto possa essere qualitativamente interessante,
non sarà mai geneticamente identica a quella da cui sono partito, a differenza di quello che si può fare invece nelle specie erbacee autogame, dove parto da una linea pura e ricostituisco la stessa linea pura. Questa è la sfida, nonostante il fatto che la cosa non sia facile e che fosse già stata tentata in passato. Noi a Udine, con un programma che è stato portato avanti dall'Università di Udine e dall'Istituto di Genomica Applicata, nel 2000 abbiamo fatto partire un programma di miglioramento genetico della vite da vino per produrre varietà resistenti a oidio e peronospora. Siamo partiti da 4 genitori che erano varietà tradizionali suscettibili a tutte e due queste malattie, tocca il Friulano, Sauvignon, Merlot e Cabernet Sauvignon, e 3 genitori resistenti. Questi rappresentavano già varietà introgresse, che quindi erano per la maggior parte vitis vinifera, ma portavano i geni di resistenza, si chiamano Bianca, 20/3 Regent. Regent ad esempio è già autorizzata alla coltivazione in Germania come vite da vino. Da questi incroci poi siamo partiti per portare avanti il nostro programma di miglioramento genetico, che ha 40 combinazioni di incrocio, 2,5 ettari di vigneti, 10.000 progenie per anno, ma il punto più importante è 15 anni di lavoro, quindi non una cosa che si possa fare dall'oggi al domani. E siamo riusciti alla fine ad ottenere in vigneto delle varietà che sono molto resistenti a peronospora oidio, tanto che se si vuole si può anche evitare di fare qualsiasi trattamento, ma in realtà consigliamo di effettuare da 2 momenti con prodotti a base di rame. E queste sono le varietà resistenti che, quando quelle suscettibili non trattate sono devastate dalla peronospora, non mostrano sintomi. Questo diagramma vi fa vedere come siamo andati avanti nel tempo, partendo dagli incroci. Selezione per la resistenza è la cosa più semplice, perché basta non trattare e quelle sensibili muoiono. La selezione per i caratteri agronomici è un po' più complicata, perché bisogna andare in vigneto e avere il giusto portamento della pianta, la giusta dimensione dell'acino, il grappolo e via dicendo, ma poi la parte più complicata, direi le parti più complicate sono state 2. Uno, la selezione per la qualità, che ovviamente nella vite da vino è un aspetto particolarmente complesso, ha richiesto di fare microvinificazioni per parecchi anni, ha richiesto di avere dei panel di esperti, quindi c'è stato anche il bisogno di bere parecchio, e poi l'altra parte molto faticosa, se devo confessare, è stata la parte finale, quando avevamo scelto le 10 varietà, convincere il Ministero ad approvarle per la registrazione. Ci sono voluti circa 2 anni. E ancora oggi, siccome il Ministero, a differenza di quello che hanno fatto ad esempio in Germania, dove queste varietà sono state registrate come varietà di vitis vinifera, il nostro Ministero ha deciso di registrarle come varietà ibride, non riconoscendo il fatto che sono, da un punto di vista qualitativo, del tutto equivalenti alla vitis vinifera. Questo fatto di non averle registrate come vitis vinifera fa sì che queste varietà, che a detta di tutti sono qualitativamente ottime, non lo dico io, possono essere utilizzate per vini da tavola e IGT, ma non possono essere utilizzate per produzioni DOC. Adesso speriamo che si riuscirà a far cambiare idea, anche se una volta definite come vitis non vinifera non so quanto sarà facile. Comunque dopo 2 anni ci siamo finalmente arrivati. Oggi le varietà sono sul mercato, sono 10. Io credo che rappresentino un esempio di innovazione, per quanto non abbiano implicato l'utilizzo delle biotecnologie, se non per il fatto di aver selezionato per la resistenza facendo uso di marcatori molecolari. Dimostrano il grande valore dell'innovazione, perché oggi queste varietà che l'Università e l'Istituto di Genomica Applicata hanno concesso con una licenza esclusiva ai vivai cooperativi di Rochedo sono brevettate, quindi i brevetti non li fanno solo le multinazionali. Dicevo, queste varietà vendono per un prezzo che è superiore a quello delle barbatelle tradizionali di circa il 150%. Questo per farvi capire qual è il valore dell'innovazione, e se si fanno 2 conti col viticoltore, facendo il conto di quanto viene risparmiato in termini di gestione del vigneto, che è circa il 30% delle spese annuali per trattare con fungicidi le varietà, capite che il gioco vale la candela. Quindi credo che sia stata un'operazione win-win per tutti, per noi come istituzione di ricerca, che obiettivamente ne ricaviamo un profitto, per i vivai cooperativi di Rochedo, ma soprattutto per il mondo vitivinicolo. La domanda che adesso uno si può chiedere è: lo avremmo potuto fare in un'altra maniera, in meno tempo e più semplicemente?
Allora la risposta è sì. Perché l'avremmo potuto fare in maniera diversa? Perché noi nel frattempo, grazie al fatto che il genoma della vita è stato sequenziato, che oggi abbiamo tantissime conoscenze su quali sono i geni presenti nel genoma della vita e cosa fanno, fra le altre cose noi siamo riusciti a isolare e a clonare due dei geni che conferiscono, uno la resistenza all'oidio, l'altro la resistenza alla peronospora, quindi abbiamo in mano questi geni. Andremo anche a brevettare i geni perché di nuovo i brevetti non sono solo un attributo delle multinazionali, anche istituti di ricerca senza fine di lucro brevettano. E quindi il fatto di avere questi geni in mano ci consente di poter fare a meno di quel lungo processo di incrocio e selezione che porta all'introgressione della resistenza con tutti i problemi che abbiamo visto. Problemi che sono di tempo e problemi che sono legati al fatto che la varietà che otteniamo è diversa da quella da cui siamo partiti. Quindi, utilizzando un approccio cisgenico, cioè un trasferimento di geni entro specie, noi potremo prendere il gene di resistenza peronospora, il gene di resistenza oidio, trasferirli invece che con l'incrocio, ma esattamente ottenendo lo stesso risultato, attraverso l'ingegneria genetica, nelle varietà Tokai friulano, Merlot, quello che volete, e rendere resistenti a peronospora oidio le varietà già esistenti. In quel caso speriamo che il Ministero non ci ponga problemi nel qualificare anche queste come qualcosa di strano che non si possono usare per produzioni doc, ma credo che sarebbe più difficile, anche perché in questo caso credo che sarebbe possibile convincere sia il Ministero che l'OIV che questi nuovi prodotti dovrebbero essere trattati semplicemente come nuovi cloni all'interno di una varietà. Fra l'altro sull'approccio cisgenico, che da un certo punto di vista non è molto diverso da quello transgenico, cioè sempre di ingegneria genetica si tratta, l'unica differenza è quello che andiamo a trasferire. Dicevo, su questo approccio cisgenico ci si può fare forti di un parere dell'EFSA che è stato prodotto nel 2012, dove l'EFSA diceva che per i prodotti cisgenici andrebbe adottato un regime di approvazione molto più semplice di quello che è previsto per i prodotti transgenici, perché non dobbiamo dimenticarci che al di là di quella che può essere la volontà dell'Italia di far coltivare transgenici o no, resta un enorme problema, anche se l'Italia oggi dicesse di sì ai transgenici. È vero che i transgenici già approvati potrebbero essere coltivati, ma se qualcuno che non è una delle multinazionali decidesse che vuole portare sul mercato un prodotto transgenico, i costi del processo di approvazione oggi esistente vanno dai 50 ai 100 milioni di euro, quindi qualcuno come noi, come un istituto di ricerca, un'università, non sarebbe mai in grado di affrontare quei costi. E quindi dobbiamo ricordarci che un passaggio importante per aprire lo scenario delle innovazioni tecnologiche a un numero maggiore di possibili giocatori passa attraverso il fatto di cambiare le normative sull'approvazione dei prodotti per la coltivazione in pieno campo, perché stante le cose come stanno oggi resta un gioco che giocano in pochi. L'altro approccio che ovviamente risulta altrettanto attraente, in particolare in specie come la vite, ma le considerazioni che ho fatto sulla vite potrebbero valere anche per gli agrumi ad esempio, per il melo, per tante specie arboree che sono importanti per la nostra agricoltura. Dicevo, l'altro approccio è quello del genome editing. Perché? Perché un altro metodo che nelle specie erbacee è stato largamente usato per produrre nuova variabilità è stata la mutagenesi, indotta o da sostanze chimiche o da radiazioni. Voi sapete, frumento duro, creso, 60% delle varietà oggi coltivate derivano da creso, che è stato ottenuto attraverso mutagenesi con raggi gamma. Questo approccio è stato usato per generare nuova variabilità. Quando non c'era variabilità per il carattere che volevo andare a modificare, la generavo attraverso la mutagenesi. La mutagenesi è un metodo che è efficace ma è anche molto grezzo, perché io sparo centinaia di proiettili nel mio genoma sperando che almeno uno vada a colpire il bersaglio che voglio colpire. Oggi con l'editing posso fare la stessa cosa, ma farlo, come vi ha raccontato Gianni Barcacci, in maniera molto mirata. Se so qual è il gene che voglio andare a modificare, vado a modificare solo quello attraverso queste nuove tecnologie. Di queste mutazioni che noi vogliamo ottenere sono mutazioni che hanno un'azione che è definita recessiva, cioè abbiamo bisogno di 2 copie mutate perché si veda l'effetto. Allora, quello che si fa normalmente è si fa la mutagenesi, se ne
muta una, poi si autofeconda la pianta e la si porta in omozigosi, in cui tutte e due le coppie sono mutate e vedo la variazione nell'aspetto che mi interessa modificare. Ma chiaramente nelle specie arboree, per gli stessi motivi per cui vi ho detto prima, che si inizia a incrociare vite o altre specie arboree, cambio completamente il genotipo, se dovessi fare l'autofecondazione, oltre a perdere tanto tempo, avrei questi problemi di arrivare a qualcosa di completamente nuovo rispetto a quello da cui sono partito. Con l'editing quindi io potrei modificare direttamente la varietà già esistente. L'editing è così efficiente che posso modificare simultaneamente tutte e due le coppie del gene e potrei ottenere l'effetto desiderato lasciando completamente immutata la varietà di partenza. Rispetto ad esempio al problema dei patogeni, l'editing può essere molto utile perché non ci sono solo geni di resistenza ai patogeni, ci sono anche geni delle piante che sono necessari ai patogeni perché questi possano entrare nella pianta ed infettarla. Questi sono chiamati geni di suscettibilità. Se è inattivo uno di questi geni di suscettibilità, impedisco al patogeno di entrare, creando un meccanismo di resistenza molto robusto. Questo è un gene che è stato utilizzato ad esempio largamente nell'orzo, che si chiama MLO. Geni simili a MLO si trovano in tutte le altre piante e anche in vite, ad esempio, mutagenizzare MLO si sa che porta a resistenza rispetto ad oidio, quindi rappresenta un approccio molto promettente che stanno utilizzando fra l'altro i nostri colleghi di San Michele all'Adige per portare questo nuovo meccanismo di resistenza nella vite. Queste tecnologie di editing, questa è la stessa figura che vi ha mostrato Gianni, sono tecnologie molto precise che partono dalla capacità di generare tagli nel DNA a doppio filamento, quindi su tutti e due i filamenti della molecola di DNA, in corrispondenza di una sequenza precisa che ho scelto. Il fatto poi che si generano mutazioni è una conseguenza del fatto che sono riuscito a generare il taglio, perché il taglio viene percepito come un danno quando la cellula subisce un danno, cerca di ripararlo. Nel riparare ogni tanto non lo ripara in maniera perfetta, ma lo ripara facendo qualche errore e questo genera le mutazioni. La nostra cellula in media durante il suo ciclo cellulare subisce circa 50 di questi tagli a doppio filamento, quindi sono cose a cui facciamo fronte normalmente. Ogni tanto purtroppo anche nelle nostre cellule il danno non viene riparato in maniera perfetta e quindi ogni tanto questo poi nelle nostre cellule ci causa dei problemi non da poco, vedi certi tipi di malattie come il tumore. L'editing è una tecnologia che esiste da anni, ma è stata sicuramente rivoluzionata negli ultimi 3 anni perché è stato sviluppato questo metodo che si chiama CRISPR-Cas, sviluppato da università americane ed europee, che sfrutta un sistema molto ingegnoso usato dai batteri per difendersi dalle infezioni virali. Questo sistema di difesa dei batteri dalle infezioni virali utilizza un enzima che non ha nessuna specificità nel riconoscere la sequenza, che però per tagliare il DNA deve complessarsi a una corta molecola di RNA. Io semplicemente cambiando il disegno di questa molecola di RNA posso indurre l'enzima che taglia a andare in un qualsiasi punto che scelgo lungo il mio genoma, e questa è stata la grande rivoluzione che fa sì che questa tecnologia sia considerata la tecnologia più rivoluzionaria in campo biomedico dopo la scoperta dell'amplificazione in vitro chiamata PCR, e che fa sì che ovviamente apra a grandi prospettive non solo in campo agricolo ma anche in campo biomedico, dove si pensa di poterlo usare per correggere difetti genetici. Ma tutte queste tecnologie, che siano l'editing, che siano il cisgenico, partono dal fatto che negli ultimi 10 anni noi abbiamo guadagnato moltissime informazioni grazie agli studi di genomica che ci hanno consentito di caratterizzare in maniera completa il patrimonio genetico di molte specie agrarie e poi di capire qual è il ruolo dei singoli geni rispetto alle caratteristiche fenotipiche che ci interessa andare a migliorare e modificare. Quindi la chiave per poterci consentire di utilizzare queste nuove tecnologie è il fatto di essere capaci di legare quella che è la variazione che troviamo a livello di sequenza con quella che è la variazione che vediamo a livello fenotipico. Oggi sempre più facilmente, sempre più spesso, noi siamo in grado di identificare a livello molecolare non solo i geni, ma anche i singoli nucleotidi, la cui variazione alla fine si traduce in variazione nel fenotipo. Più conoscenza vuole dire più opportunità, perché vuole dire avere più tecnologie possibili che possiamo andare a utilizzare.
In passato, io ho lavorato per 7 anni per DuPont, che poi quando io ero con loro ha acquisito Pioneer, e noi spendevamo un sacco di soldi, non oso neanche dire quanto, molto più di questi budget per la ricerca di cui vi ha parlato Roberto De Fez. Dicevo, noi spendevamo tantissimi soldi per aziende che facevano un lavoro che era quello che altri nel campo della chimica chiamano spray and pray. Cioè, cosa facevano queste aziende? Prendevano uno ad uno i 24.000 geni di Arabidopsis, la prima pianta modello che è stata sequenziata, e li trasferivano attraverso transgenesi dentro il mais, il riso o la soia, e senza guardare quale poteva essere la funzione del gene, lo facevano esprimere in maniera molto forte e speravano che uno di questi facesse ad esempio crescere la pianta più velocemente o la rendesse più resistente alla siccità e via dicendo. Un approccio di forza bruta che in alcuni casi è stato efficace, ma in realtà che non ha dato questi grandi risultati, perché se voi guardate, come ha sottolineato Gianni, quante sono le varietà OGM in cui si è riusciti a migliorare caratteristiche complesse, in realtà il numero è molto limitato. Si è riusciti a operare su resistenza a patogeni o su resistenza a erbicidi, ma per quello che riguarda le caratteristiche complesse non c'è stato un grande progresso, e questo deriva dal fatto che questa era una metodica direi piuttosto rozza, oggi sicuramente superata dal fatto che abbiamo una conoscenza molto migliore di come funzionano i geni assieme per cambiare una caratteristica complessa, e spero che questa conoscenza aumenterà sempre nel tempo. Abbiamo una conoscenza molto migliore di quali sono i meccanismi che in maniera fine regolano la maniera in cui i geni vengono espressi nelle diverse cellule e tessuti di una pianta, e tutto questo ci consente di andare anche a fare delle modificazioni che sono molto più mirate e precise. E quindi credo che il futuro del miglioramento genetico sarà sempre più quello che, a partire dalla nostra capacità di identificare in primis quali sono i geni che sono responsabili per i caratteri che ci interessa modificare, poi ci consenta di andarli a modificare in maniera molto mirata, non solo modificando quello specifico gene, ma addirittura andando a modificare uno specifico nucleotide. E tutto questo ci può consentire, ad esempio nel caso delle piante da frutto, in particolare nel caso della viticoltura, di rimpiazzare il miglioramento genetico tradizionale, che è efficace ma lento e soprattutto in queste specie ci porta a produrre varietà completamente nuove, diverse da quelle tradizionali, con varietà tradizionali che risultano migliorate grazie al contributo di tecnologie come cisgenesi e genome editing. Quindi credo che sia un perfetto esempio dove abbiamo bisogno di tanta innovazione per riuscire a preservare quella che è la nostra tradizione. E ovviamente, visto da un punto di vista di uno scienziato, non c'è dubbio su cosa scegliere. Io faccio sempre l'analogia con la medicina. Quando noi siamo di fronte a una scelta medica, scegliamo sempre l'innovazione, e se ad esempio avessimo nella malaugurata ipotesi un problema che richiede chirurgia addominale, credo che nessuno chiederebbe di farsi aprire la pancia come si faceva una volta, ma tutti ricorrerebbero all'utilizzo della laparoscopia, che con 2 o 3 buchini ci consente di ottenere lo stesso risultato con molti meno problemi per il paziente. Ebbene, nel caso del miglioramento genetico delle piante abbiamo tecniche tradizionali che sono comparabili alla chirurgia tradizionale, efficaci ma poco precise, abbiamo tecniche nuove che sono efficaci, molto precise e poco invasive. E quindi credo che per coerenza, come qui scegliamo questa, anche nel miglioramento genetico dovremmo scegliere l'ingegneria genetica. Credo quindi che le biotecnologie possano dare un grosso contributo al miglioramento genetico in Italia, tenendo conto del fatto che molte delle colture di cui il Made in Italy si fa forte, in particolare tutti gli alberi da frutto, hanno dei bisogni specifici e forti di difenderli in particolare da attacchi di patogeni, e che questi meccanismi di difesa rispetto agli attacchi dei patogeni si possono riuscire a risolvere attraverso le nuove tecniche del cisgenico e dell'editing. È ovvio che al di là di quello che la politica potrà decidere, noi come comunità scientifica chiediamo sempre in maniera forte che ci sia un'apertura completa
alla sperimentazione in pieno campo a tutti i tipi di prodotti dell'ingegneria genetica, quindi che siano transgenici, cisgenici o editing, anche perché anche i transgenici ci sono indispensabili per testare le funzioni dei geni e quindi abbiamo bisogno di farli in condizioni di campo, perché per molti di questi geni noi dobbiamo vedere qual è la performance della pianta non in condizioni artificiali bensì in condizioni naturali. Mi fermo qui e vi ricordo che anche il vino del futuro probabilmente passerà attraverso le biotecnologie. Grazie. Bene, grazie anche al professor Morgante che ci ha dato uno sguardo sul suo lavoro e sulle tecniche più adatte per le culture arboree. E adesso abbiamo mezz'ora di tempo per interventi da parte del pubblico o domande, che prego comunque di essere brevi e concise e non interventi troppo lunghi. Quindi darei prima precedenza alle domande sui singoli interventi dei relatori, e se ce ne sono, e dopo eventualmente spazi anche interventi sempre sintetici. Avevo visto una mano alzata prima, ma degli interventi. Sì, ecco, Prova. ecco, Buonasera dottore. Io sono una piccola agricoltrice e volevo sapere cosa possiamo fare noi per poter, come ha detto lei, migliorare queste nuove tecnologie, visto che i nostri politici non ne vogliono sapere. Allora, non è facile, penso di essere stato chiaro che la situazione non è facile. Guardate, la cosa principale in questo istante è non dare per scontato che tutto è perso e che non si può fare nulla, perché come vi ho fatto vedere, andando dietro a tutto quello che scrivono si trovano le falle e tutte le leggi cadono una dietro l'altra. Allora, io la proposta ve l'ho fatta nell'ultima diapositiva. Guardate che la prima cosa che io le posso chiedere di fare è chiedermi l'amicizia su Facebook e convincere i suoi figli, nipoti, parenti a cliccare mi piace su un qualunque degli interventi che oggi avete sentito. Io li metto su Facebook e tutta la classe, non so se ha nipoti, parenti, non ignoro, si iscrive e dice mi piace. Non avete idea dell'impatto che queste cose possono avere. Se dentro questa sala ci fossero 100 iscrizioni che vanno a ragnatela, non dico la vicenda, ma cominciamo a porre concretamente una domanda che la gente non vuole sentirsi raccontare. Loro stanno facendo i sondaggi su Facebook, non stanno facendo i sondaggi con la telefonata o con... Allora è una cosa molto semplice, come vede, non costa una lira ed è banale, ma diventa il sistema di comunicazione di una rete di... Ci sono altre domande sugli interventi che avete ascoltato? È una domanda o è un intervento? Poi decidete voi se è una domanda o un intervento. Prima cosa, su Martina mi è piaciuto molto il nostro commento, il silenzio non poteva essere più gelido. Seconda cosa, la Bergoglio con la sua enciclica ha detto quello che ha appena richiamato Defez prima e conclude con le 10-12 righe sulla ricerca scientifica e sugli OGM richiamando Paolo VI e dicendo la nostra associazione, che ha il merito di
di affrontare e di portare avanti questi argomenti, questi problemi, l'OGM e la ricerca scientifica in generale, potrebbe attivarsi per un crowdfunding che si può tradurre come un fondo finanziario popolare per pagare la ricerca scientifica, per finanziare la ricerca scientifica. È un contributo individuale modesto, va ovviamente messo in mano alla nostra associazione. Io credo che Guidi nostro sia certamente sensibile e all'altezza per gestire una proposta di questo genere. È la nostra proposta, la nostra collaborazione alla scienza e agli scienziati. Non so se sono domande. Sì, la ringrazio per questa proposta, che fra l'altro in alcuni paesi è già in atto, perché ci sono paesi dove, ad esempio, su almeno specifici settori dell'agricoltura c'è una sorta di autotassazione da parte dei produttori che devolvono una piccolissima quota. Ad esempio in alcuni paesi lo si fa sul vino, 1 centesimo a bottiglia, e questo viene devoluto alla ricerca, che poi possono anche gestire come ritengono più opportuno. Non dimentichiamoci che in Italia, che se ne dica, i migliori esempi di ricerca virtuosa vengono dal privato e non dal pubblico. A me dispiace dirlo perché sono un ricercatore pubblico, però se guardiamo Telecom, se guardiamo AIRC, funzionano molto meglio purtroppo del nostro Ministero Università e Ricerca. Quindi da un certo punto di vista ben vengano altre cose del genere anche in agricoltura. Abbiamo domani vicine. Se l'amico Pasti mi permette, vorrei rivolgermi direttamente agli agricoltori presenti in sala per dire quale pericolo corrono. È stato parlato sulle prove tra il mais isogenico e il mais transgenico. Cioè, che cosa vuol dire? Che la varietà di mais senza essere OGM è uguale, identica, e poi si è trasformata in OGM. Ecco, le case multinazionali purtroppo sono tutte fuori dall'Italia. La nostra industria sementiera è zero, non abbiamo più industria sementiera, anche nel frumento tenero, signori miei, perché l'unica che agiva è stata comprata dalla Singenta. Quindi di fronte ad una situazione di questo genere dobbiamo essere preoccupatissimi, perché quando vi si dice che le case sementiere hanno fatto gli agnostici, se ne sono fregati, è perché dice: ma a noi non interessa mica niente. Tanto all'Italia, se non ci comprano gli OGM e ci danno le calze negli stinchi, gli diamo il seme non OGM, ma non isogenico delle migliori varietà che facciamo noi e che vendiamo, ma gli diamo, non dico gli scarti di magazzino perché sarei troppo, ma delle varietà più datate, perché tra l'altro lì guadagnano anche di più. Questa è la situazione. E voi lo osservate sui vostri campi. Guardate la soia, non OGM, a che livelli è andata rispetto a quando Ferruzzi aveva fatto qualche lavoro, e guardate il mais. Grazie. Titolo di te c'era. Grazie, ho una domanda per i ricercatori, perché penso che in questa sala ci siano, visto dove siamo, molti produttori di mais che hanno un'urgenza in questi anni, che è quella di aumentare la produttività e soprattutto le caratteristiche qualitative del loro prodotto. Volevo sapere, mi pare di capire che i processi di autorizzazione per il cisgenico e il genome editing probabilmente siano più semplici rispetto al transgenico. Vedremo. Per la vostra informazione, esiste qualche ricerca su mais cisgenico o ottenuto con tecniche NBT, quindi forse autorizzabili in modo più rapido, che portino a resistenza a piralidi e a miglioramenti quantitativi e qualitativi della produzione di mais?
Allora, su miglioramenti quantitativi sicuramente, perché è un obiettivo su grandi aziende come Pioneer e Monsanto stanno lavorando, in particolare per la resistenza a siccità. Sulla resistenza piralide lo vedo più difficile obiettivamente, così come anche sulla resistenza all'erbicida. Io credo però che quello a cui dovremmo puntare come Europa e come Italia è quello di cui parlava Marco Pasti, cioè chiedere che tutta questa normativa che è stata messa in piedi con l'ossessione per il processo sposti la sua ossessione sul prodotto. Questo non vuole dire che l'esito sia quello auspicato, perché ad esempio in Francia, non so se siete al corrente, ma la Francia ha preso una posizione sulla resistenza all'erbicida che è esattamente quella che abbiamo appena detto, cioè la Francia valuta tutte le resistenze all'erbicida nella stessa maniera indipendentemente da come queste siano ottenute, il che vuol dire che qualsiasi varietà resistente all'erbicida ottenuta per mutagenesi chimica o per altro approccio non OGM viene trattata con le stesse cautele. Ogni 2 anni fanno una valutazione, controllano l'incidenza di resistenza in malerba, eccetera, che io credo sia dal punto di vista sia scientifico che ambientale l'approccio giusto, perché è quello che abbiamo sempre chiesto. Non sono a conoscenza di modificazioni genetiche cisgeniche o attraverso editing genomico che riguardino resistenze, quindi bisognerebbe fare ricerca, anche se, come diceva Michele Morgante, probabilmente in questi casi è difficile indurre forme di resistenza perché non esistono geni endogeni che possano essere deputati a questi processi. Io aggiungo solo un ricordo di aver letto su qualche rivista un po' di tempo fa che erano stati introdotti dei mais americani dei geni per la produzione di un composto che attirava un parassita della devrotica quando la devrotica attaccava le radici del mais, e forse questo poteva essere trasferito con la cisgenesi, però alla fine, siccome l'incrocio sulle culture come il mais è molto veloce, molto simile, forse i vantaggi sono relativamente meno importanti di quelli che magari possiamo vedere sulla vite. Insomma, poi tra l'altro non so neanche bene che fine abbia fatto sto mais, perché era un articolo ancora di 8-9 anni fa, non mi pare che la lotta dell'erotica attualmente in America sia fatto con questo tipo di tecnica. Se ci sono altre domande in sala? Sì, buonasera. Credo che tutti abbiamo approvato l'intervento del Ministro Martina, ovviamente, in modo ironico, no? Però credo che, in modo ironico dicevo, però credo che le opinioni dei politici siano come sempre supportate dai numeri, e quindi credo che il grande Ministro Martina o chi gli succederà piuttosto che l'ha preceduto, perché non credo che cambi moltissimo, possono esprimere dei pareri in linea con quello che sentono. Allora, quello che noi sappiamo per certo è che ogni volta che c'è da fare una cosa, loro, giustamente del resto, sentono il mondo agricolo. E tutte le volte ci viene detto che non portano avanti certi ragionamenti o li portano in un senso perché il mondo agricolo si presenta diviso. Allora, nel caso specifico, mi sembra di ricordare che ci sia un'organizzazione di agricoltori che è esattamente contraria a quello che abbiamo espresso questa sera. Allora, la mia richiesta era: a vostro parere ci sono delle motivazioni, al di là dell'aspetto ideologico, quindi a mio modo di vedere è sbagliato etichettare questa posizione come una posizione di carattere ideologico. Sarebbe molto interessante capire da chi ne sa più di me se queste organizzazioni o questa organizzazione o queste persone, quando si dichiarano contrarie alla sperimentazione, perché qui non parliamo di contrarie alla produzione ma alla sperimentazione, quando si dichiarano contrarie portano degli elementi scientifici piuttosto che non so come definirli, che
sostanzialmente giustifichi questa ipotesi. Grazie. Vedo Roberto De Pezza che lì che gli chiudono le dita per rispondere a questa domanda, quindi non posso non dargli le parole, ma poi eventualmente aggiungerò qualcosa. Guardate, in una delle tante interviste che ho fatto mi hanno fatto fare una faccia a faccia, cioè sapete come le fa, credo, non so se le Iene, uno di questi programmi in cui le due immagini una a fianco all'altra, la stessa domanda fatta prima all'uno e poi all'altro. E ne ho fatto una così con l'ex presidente di Coldiretti. Era questa la parola che dovevo dire, no? La domanda era questa, la domanda era ma troverete prima o poi, dopo 10 domande sugli OGM, uno ovviamente rispondeva in maniera opposta, troverete mai un accordo per trovare una sintesi, un compromesso tra di voi? E io gli ho risposto, guardate, noi scienziati smetteremo di chiedere di sperimentare OGM in pieno campo appena loro smetteranno di venderle nei consorzi agrari. Io non sono convinto, vuol dire, secondo me non bisogna fare una colpa a questa associazione di aver fatto quello che ha fatto. Il ruolo delle associazioni degli agricoltori fanno i loro interessi. Se qualcosa lo dicono loro, ecco la verità, questi qui stanno a proteggere il consumatore. Questo è stato il grande errore. Io non so come si sia arrivati a questo punto, ma è questa la cosa che bisogna scardinare. Poi se loro continuano a dire che non li vogliono, è una posizione che loro possono avere, l'importante è che non sembri nell'opinione pubblica che questo coincida col bene comune, perché questo non è vero, questa è la grande falsità. Sulla posizione di Martina, ha tutti i suoi difetti, però non trascuriamo il fatto che è la prima volta che sentiamo un'apertura parziale, dopo che per 20 anni abbiamo sentito ministri dell'agricoltura dire cose molto peggiori, e non devo ricordarvi quali sono i nomi di questi ministri che sono succeduti di destra e di sinistra. Io credo che sarebbe un errore chiudere la porta in maniera decisa. Io credo che sia un passaggio indispensabile, perché noi abbiamo bisogno di aprire ad alcune cose per poi riuscire ad averle tutte. Se noi pensiamo di avere tutto e subito, credo che facciamo un grande errore. E abbiamo bisogno di dare esempi positivi di come alcune di queste tecnologie possono servire all'agricoltura italiana, e poi da quello credo che potremo riuscire un passo alla volta a convincere che tutte le tecnologie a disposizione devono essere utilizzate nell'interesse dell'agricoltura italiana. Michele Morganti ha assolutamente ragione. Questa è la ragione per cui ci sono state vietate le sperimentazioni in campo, perché il timore era che le prove potessero dimostrare i vantaggi. Quindi è ovvio che qualunque cosa riesca ad andare in campo a portare prove, ben venga, di qualunque pianta, di qualunque tipologia, va sempre bene. Volevo aggiungere un'altra cosa: se tutto questo si è sviluppato in questo paese è anche perché, come dire, la formazione è stata sempre a senso unico. Quindi oltre alla proposta Facebook, che vi sembrerà banale, ma non avete idea quanto è pesante, l'altra proposta è far parlare gli scienziati nei licei e nelle scuole medie addirittura. Cambiare la testa delle nuove generazioni e fornire direttamente informazioni. Le scuole hanno sete di informazioni direttamente. E io non ce la faccio neanche più a gestirle, ma farò, non so, 30 scuole l'anno, 40 scuole l'anno, cioè è un inferno. E non solo al sud, anzi, più al nord che al sud. Questo è un altro grande frontiera. Attraverso docenti, come dire, di scienze aperte, attraverso ragazzi che pongono domande non ideologiche, si riesce piano piano a cambiare tante teste, ma è un lungo lavoro dalla base, non si va direttamente
come dire, con un tocco di bacchetta magica dall'alto. Sì, su Coldiretti aggiungo anch'io una piccola riflessione. È una scelta presa dai vertici Coldiretti che non ha tenuto conto dei dati di fatto di campo. Quindi una scelta legittima, però siccome condiziona anche imprese non associate a Coldiretti, alla fine incide pesantemente sui nostri bilanci. Evidentemente oggi recuperare la china diventa molto complicato. A considerazione di questo comunque pensiamo alla vicina Francia, dove il sindacato agricolo, a parte una piccola rappresentanza, è tutto abbastanza aperto all'utilizzo di OGM, ciò nonostante la situazione delle autorizzazioni non è diversa dalla nostra. Quindi diciamo sicuramente Coldiretti ha avuto un peso determinante, è un ufficio stampa che è una vera macchina da guerra. Ciò nonostante forse anche se Coldiretti fosse stata non così contraria non necessariamente avremmo avuto possibilità di utilizzare queste tecnologie. Il rischio comunque è di aprire un po' la volta e va dato atto all'apertura almeno di ascoltare le diverse opinioni di Martina, e il rischio è comunque che ci perdiamo la mescoltura per strada. Ora non è che il mais sia necessariamente un obiettivo diciamo, da mantenere, però è uno strumento che ha consentito fino ad oggi lo sviluppo della nostra agricoltura. Quindi diciamo ad oggi se lo abbandoniamo non è perché abbiamo alternative migliori, non è che va in pensione perché abbiamo delle piante più interessanti, va in pensione perché non ci è consentito di produrre quello che in altre parti del mondo è consentito produrre. Allora, il fatto che non possiamo ottenere tutto subito è un dato di fatto, quindi dobbiamo prenderne atto. Contemporaneamente però non possiamo non manifestare la nostra preoccupazione per questa situazione che ha formalizzato con le leggi ormai ufficiali il fatto che non possiamo produrre quello che possiamo importare, e questo è un fatto estremamente preoccupante e grave per me. Ho conosciuto Roberto De Fez, che abbiamo letto in tante occasioni per tutti questi anni, è difensore del mais, della cultura OGM, e anche questa sera ha detto delle cose interessanti che mi hanno colpito, per esempio che la dimensione media dell'azienda OGM sono 10 ettari, quindi anche il mito dell'agricoltura industriale che affossa gli interessi degli agricoltori va a farsi benedire. È stato interessante anche quella osservazione che ha fatto su quei campi raccolti in Friuli, dove le bande di coltura vicino a quella tradizionale non presentavano commistione di prodotto, e anche lì forse anche il discorso della coesistenza ce lo siamo giocato in maniera forse discutibile. Abbiamo visto dei regolamenti paradossali come quello partorito in Friuli dall'assessore all'agricoltura del Friuli, che rendeva praticamente impossibile andare a coltivare, ma alla fine abbiamo accettato questi giochi in maniera che ancora fa rabbia pensarci. E a me il ministro Martina francamente ho letto soltanto imbarazzo nelle sue parole, perché credo sia convinto anche lui che non sta molto in piedi il discorso. Ho letto anch'io con piacere quello che ha detto per il Papa Bergoglio nell'enciclica. Quello che non ho capito era la prefazione affidata a Carlin Petrini, cioè, quello è stato un abbinamento che mi è sfuggito e che forse spiega anche tante incongruenze che non riusciamo a superare. Grazie. Ci sono altre domande? Vedo una mano alzata lì. Se potete anche presentarvi così. Sono Lorenzo Dalla Costa, faccio l'agricoltore, insegnante in pensione, agronomo, e coltivo mais, soia, eccetera. Faccio anche lo sperimentatore, e a proposito nell'Istituto Agrario di Castelfranco Veneto ci sono dei vitigni resistenti frutto della collaborazione con l'Università di Udine e anche vitigni austriaci e tedeschi. Stiamo seguendo anche questi, sono stati piantati 2 anni fa.
Cioè, quello che non riesco a capire in tutta questa cosa è come mai c'è stata una forte ostilità nei confronti del mais OGM, e mi pare invece che non ci sia stata nessuna difficoltà, se non il tempo, per introdurre questi vitigni modificati, cioè che presentano l'esistente, e sì che mi pare che gli interessi delle ditte contrari fossero uguali, perché nell'uno si dovrebbe ridurre il numero dei prodotti antiparassitari nel caso delle vite, nel caso del mais si dovrebbe ridurre l'impiego dei prodotti contro l'antivalide, eccetera. Non capisco, non ho mai capito perché c'è questa contraddizione da parte dell'autorità politica. Adesso passerò la parola al professor Morgante, che evidentemente in realtà questi vitigni non sono cisgenici o transgenici, sono incrocio convenzionale, quindi ancora non c'è, diciamo, questi vitigni non avevano il problema di essere sottoposti a tutta la normativa che esiste a livello mondiale, europeo e italiano sui prodotti dell'ingegneria genetica, quindi in quel senso era più semplice, però non nascondo che dietro i 2 anni di attesa che ci sono voluti perché il Ministero desse la sua approvazione c'è stato probabilmente lo zampino di qualche associazione di categoria che comunque non voleva neanche queste innovazioni. Ci sono altre domande, interventi? Guardate che abbiamo 3 dei maggiori esperti di genetica agraria in Italia, quindi vi conviene approfittarne se avete. Bene, se non ci sono altri interventi passerei le parole ai presidenti di Confagricoltura Friuli e Confagricoltura Veneto per le conclusioni. Buongiorno, mi presento, sono Claudio Cressati, presidente di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia. Quando Lorenzo Nicoli mi ha proposto di coorganizzare un pomeriggio come questo, gli ho subito detto di sì, ma i risultati sia in termini di livello qualitativo degli interventi dal podio, ma anche delle vostre domande, e quantitativo della sala è andato ben al di là delle mie previsioni, delle mie speranze. È la ennesima dimostrazione del fatto che un tema come questo è un tema che tocca un nervo sensibile delle nostre aziende agricole. Io penso che la ricetta che in termini operativi ci segnalavano sia Roberto De Fez che Michele Morgante sia una ricetta che dobbiamo, come organizzazione, come aziende associate all'organizzazione, mantenere in questi mesi, in questi anni, cioè stare duri al pezzo, non mollare. Non dobbiamo cioè farci scoraggiare dal fatto che con le innovazioni normative a livello comunitario gli Stati membri hanno avuto campo libero, anche se non campo totalmente libero, per vietare la coltivazione. Perché come siamo arrivati a questo punto, possiamo anche, a mio avviso, pensare che le esigenze, le realtà, gli interessi della ricerca scientifica da un lato e quelli che sono gli interessi legittimi delle aziende agricole dall'altro. Tra ricerca e realtà produttiva del nostro Paese ci deve essere e deve mantenersi e ancora più rafforzarsi un'alleanza strategica. La ricerca ha bisogno naturalmente non solo di sperimentare in campo, commentavo adesso con Lorenzo quello che è stato fatto all'Università della Tuscia quando le sperimentazioni in campo sono state distrutte con una scelta che non si può non definire oscurantista dal punto di vista scientifico, dal punto di vista ideologico, ma dall'altro le nostre aziende hanno bisogno dell'input, degli apporti
della scienza. Di una scienza che, come abbiamo visto, ha la capacità di innovare continuamente, ha la capacità di trovare, abbiamo sentito, nuove possibilità, come dire, oltre, per così dire, il transgenico. Però dobbiamo stare attenti, perché non è detto, lo abbiamo visto da vari spunti, che anche queste frontiere ulteriori non sollevino le stesse obiezioni o obiezioni analoghe degli OGM, tra virgolette, ormai consolidati. Da questo punto di vista, Confagricoltura, Friuli Venezia Giulia, noi siamo stati, per certi aspetti lo siamo ancora, un po' sulla frontiera di questa problematica, sia perché dei coraggiosi agricoltori hanno sperimentato direttamente, non solo dal punto di vista agronomico, ma soprattutto dal punto di vista legale, la situazione, quello che è stato, per così dire, fatto alla sperimentazione e al miglioramento genetico in Italia, sia perché la politica regionale del Friuli Venezia Giulia ha voluto essere la prima della classe nel divieto, nell'imporre divieti, nell'imporre limitazioni. Divieti e limitazioni che, come appunto veniva ricordato prima, sono cadute anch'esse. E naturalmente come organizzazione c'era presente anche Marco Aurelio Pasti, avevamo per tempo segnalato alla Presidente Serracchiani e all'allora assessore all'agricoltura che le norme regionali erano assolutamente illegittime, ma ciò nonostante si è voluto andare avanti. E si è voluto andare avanti proprio perché i politici, come diceva De Fez, seguono l'onda o quella che ritengono essere l'onda dell'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che è spesso disinformata e volutamente disinformata, al di là di considerazioni più ampie che si potrebbero fare sul livello estremamente basso della formazione scientifica di base nel nostro paese. In fin dei conti siamo il paese da un lato, per parlare di 500 anni fa, del processo Galileo, oppure per parlare, ahimè, della realtà contemporanea dei vari Di Bella, Vannoni ed altri ciarlatani. Di conseguenza in alcuni casi si presta fede anche da parte di esponenti politici o di tribunali spesso a veri ciarlatani, e dall'altro invece non si riconosce la validità scientifica ed economica di scelte di innovazione reale. Per cui penso che come Confagricoltura, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma anche con le altre, in particolare Confagricoltura del Nord Italia, dobbiamo insistere perché a livello nazionale la nostra organizzazione cerchi ogni strada, ogni spiraglio per tenere da un lato aperta la sensibilità e questa problematica a livello nazionale, a livello di opinione pubblica, a livello di decisori politici. Dall'altro dobbiamo seguire in maniera molto puntuale tutte le possibilità che una normativa europea in via di modifica ci offre, perché se è vero che ha avuto ha consentito il blocco, 19 paesi di bloccare la produzione, il contrasto, la contraddizione tra la possibilità il divieto di coltivare e invece la possibilità di importare OGM è così plateale, è così patente, è così evidente che dobbiamo continuare, non smettere mai di ribadirla. E abbiamo visto dalle parole del ministro Martina quanto sia difficile
o meglio impossibile, giustificare questa contraddizione. Di conseguenza, come organizzazione, almeno per quanto riguarda la mia regione, confermo il nostro impegno a non smettere di battagliare su questi temi, non solo sul piano più generale ma anche sul piano specifico del mais transgenico, perché poi è questo il punto su cui le nostre aziende devono confrontarsi, e questo il rischio vero, è quella forbice tra una produzione interna che cala o è stagnante e invece una importazione che è sempre maggiore, deve essere bloccato, interrotto e il prima possibile invertito. Grazie. Sì, un saluto anche da parte mia, da Confagricoltura Veneto. È l'ennesimo incontro, direi, che organizziamo. Abbiamo il piacere di ospitare illustri rappresentanti della ricerca genetica italiana, e per noi di Confagricoltura è un onore essere da questa parte. Non siamo dalla parte di chi usa della demagogia anziché della scienza. È chiaro che per l'ennesimo convegno che facciamo su questo argomento vediamo che i risultati non arrivano, e quindi non è facile tenere alto il morale di questa rotta che ci è impegnata da anni. Non è una buona ragione per smettere. Direi di prendere le uniche poche parole che ho ritenuto interessanti del ministro Martina, che sono quelle dell'apertura alla nuova ricerca genetica, e quindi di partire da lì. Sono molto d'accordo con quanto ha detto il professor Morgante, che non si può avere l'illusione di ottenere tutto subito, dobbiamo iniziare da qualche parte, e se c'è un'apertura su questo fronte dobbiamo coglierla, dobbiamo percorrere questa strada che poi dopo avrà sicuramente degli scenari che in questo momento non possiamo immaginare. Ascoltando le relazioni così di alto livello che hanno fatto tutti i relatori, mi chiedevo se noi un argomento del genere lo lasciamo decidere all'opinione che dati scientifici e dati che arrivano dalla sperimentazione scientifica. Questa è una domanda che lo Stato italiano dovrebbe farsi. Ha citato bene il collega degli esempi che ci sono stati tragici, anche con eventi tragici e con risvolti molto pesanti sulla salute umana, dove si è dato credito a delle teorie che tutto avevano fuorché di scientifico. Noi lo paghiamo economicamente, per fortuna, con la vita, come è successo in alcuni casi così tragici, ma lo stiamo pagando caro. Lo stiamo pagando caro con i bilanci delle nostre aziende, lo stiamo pagando caro con una arretratezza che vedono, che pagano, che scontano le nostre aziende, e che difficilmente riusciremo a colmare a breve termine. Un'altra parola che volevo sottolineare in senso negativo questa volta dell'intervento del ministro Martina è l'imbarazzo, come è stato detto. Ho visto anch'io, ho letto imbarazzo nel suo intervento, e di non essere riuscito a fare a meno di dire ok, dobbiamo rassegnarci a usare materia prima di importazione perché non possiamo farne a meno. Ma mi chiedo, è mai possibile che uno Stato degno di questo nome non abbia una politica sulle materie prime agricole? Sarebbe concepibile se uno Stato non avesse una politica energetica. Per lo stesso motivo uno Stato dovrebbe avere una politica sulle materie prime. Come immaginare uno Stato a rinunciare a pianificare l'approvvigionamento di materia prima agricola per produrre beni di prima necessità, non dell'uva, con tutto il rispetto di chi produce vino e dell'amico Giordano, ma si può fare a meno di un bicchiere di vino, ma del pane, della pasta, della carne, non si può farne a meno. Non si può fare a meno del tuo, sì, perché è buonissimo. Ma è mai immaginabile che uno Stato rinunci ad avere una strategia sulla materia prima agricola? Pochi giorni fa eravamo in piazza Padova a denunciare l'agonia che sta attraversando il mondo del latte. Poche ore dopo di quel momento in piazza Padova abbiamo accolto gli allevatori di carne che ci stanno dicendo che stanno chiudendo,
Quindi tutti i settori che producono materie prime agricole stanno chiudendo. Questo è un dato di cui il Ministro non può fare a meno di occuparsi, non può fare a meno di dire vabbè, ci rassegniamo e le portiamo all'estero. Ma è uno Stato serio questo? È uno Stato che cura non solo l'economia agricola, ma in senso generale la sicurezza alimentare della propria nazione? Io non riesco a capacitarmi con quale faccia tosta un ministro possa fare questa affermazione. Poteva inventarsi una scusa, magari per non rispondere, per girare intorno all'argomento, ma non è concepibile che un ministro possa dire affermazioni di questo genere. È chiaro che noi chiuderemo il mais, ma non per coltivare qualcos'altro, purtroppo, come ha detto bene Marco, non è che abbiamo un'alternativa, non è che abbandoniamo il mais perché abbiamo un'alternativa, perché poi la soia, è stato ben detto da qualcuno, abbiamo una arretratezza, una vetustà genetica nella soia che è diventato quasi impossibile coltivarla, di anno in anno produciamo meno, vengono anomalie genetiche naturali, abbiamo provato quest'anno la sindrome della pianta verde, su vasta scala, non erano qualche ettaro o qualche pianta, ma c'erano superfici anche di vaste dimensioni con questa sindrome. Quindi la bietola ce la siamo giocata, quindi le materie prime del grande Made in Italy italiano verranno dall'estero e il Made in Italy italiano verrà fatto con materia prima straniera. Questa è la grande strategia della politica agricola italiana fondata sul lardo di colonnato. Scusate se prendo questo benedetto prodotto che sarà buonissimo, ma per anni abbiamo sentito esaltare, abbiamo sentito impegnate le discussioni agricole, le trasmissioni agricole, ma anche le discussioni che avevano l'ambizione di avere un livello un po' più alto, di essere popolare, centrare la propria attenzione su piccoli prodotti di nicchia che sono importantissimi per le aziende che li producono, che sono importantissime per sottolineare ed esaltare la tradizione e la varietà agricola italiana, ma in termini di politica del settore non ci si può limitare a fare politiche per il lardo di colonnata. E qui chiudo, grazie, arrivederci. Bene, grazie a tutti e speriamo di rivederci con situazioni diverse.